Vabbè, e va bene. Cioè, non va bene. Va male. Onestamente va male, Che bruttezza, che roba brutta. C'ho il telefono in fiamme. Giustamente. Ma io vi faccio parlare voi, ma a me che me ne frega. Ma a me che me ne frega. Eccoci qua, via. Buonasera amici bellini. Pareggio che sa di sconfitta. Diciamo subito le cose come sta. Mi sarei accontentato del risultato senza prestazione, onestamente, da risultatista quale non sono, avrei voluto 3 punti per Di Coprio, 3 punti per noi tifosi, 3 punti per me, 3 punti per il sogno, per la classifica, per avvicinarci. Uè Alessio, dillo. Ti saluto subito e ti ringrazio subito, e quello che hai in mente dillo, non ti preoccupare proprio. Vai, tu dillo. Tu lo dici e io lo leggo. È così che devo fare. Buonasera Camilla. Buonasera a tutti. Adesso vi leggo tutto. Vi leggo tutti. Ci proverò a leggervi tutti. Leggo sento in giro uno Spalletti out strisciante. Eccolo qua. Sì, no, è giusto. È put, ma pure put va bene. Cicci put. Butto. Cicci butto. E c'è l'accento, Gennaro. È l'accento che non funziona. Ecco. Io devo ringraziare Alessio Marigliano per la donazione, per il supporto e per la sua opinione, che va rispettata. Signori, ci sono varie cose che vanno analizzate, a partire dal pre-partita, a partire dal fatto che la stampa non ne sa niente, non ci seguono. Sky da Mertens titolare, no? Nel pre-partita, nelle probabili formazioni. Io vi avevo detto, l'unico dubbio che ci dobbiamo portare avanti fino alla fine è Lozano Politano, e in questa settimana nello specifico io mi portavo avanti il dubbio Fabian Zielinski, nessun altro. Avevo la speranza di uno Zielinski all'inizio, non perché Zielinski ha giocato malissimo, ve lo dico subito, ma lo speravo per l'idea di poter avere il doppio approccio 4-2-3-1, 4-3-3 a seconda di come si mette la partita. Questa era la mia speranza, il resto era tutto scritto. E quindi Sky, vabbè. Però il primo tempo mi è piaciuto, cioè 4-3-3, onestamente il primo tempo mi è anche piaciuto. Siamo andati in vantaggio, il rigore, eccetera, c'è netto. Arbitraggio scandaloso, fatemelo aggiungere, scandalosissimo, uno dei peggiori arbitraggi mai visti, che però non incide. Il Napoli non meritava di vincere, la Roma nel secondo tempo ha fatto meglio e meritavano di pareggiare, punto e basta. Però nel secondo tempo, già prima dell'infortunio di Lobotka, si era visto che il cambio con Mkhitaryan aveva dato vivacità a centrocampo, e noi sempre con queste pallate nel nulla, Osimhen contro tutti. Poi magari la rivediamo, analizziamo i numeri ed è tutto diverso. Però una delle cose che non si può contestare è questa qua. Questa è la partita e questo è il risultato. 1,30 Napoli, 1,35 Roma. Aggiungiamoci, per onestà intellettuale,
che il rigore di Insigne, la stella grande, vale 1,79, quindi metà di quello che abbiamo costruito per fare un gol viene dal rigore, che onestamente fa aumentare i nostri XG. Quegli altri invece, l'azione di Abraham, quella di Pellegrini, quella così, meglio loro, abbiate pazienza, meglio loro. Che poi arriva 8 minuti di recupero, arriva nel recupero, la cosa cambia poco, è più giusto, secondo me è più giusto così, e sarebbe grave, secondo me sarebbe anche grave arrivare a risultati che meriti e non meriti con la paura di prenderle. Proprio a un certo punto ho visto proprio una squadra buttarla in avanti a caso, a casaccio, per la paura. Ma io, questa non era una Roma stratosferica, è una Roma stanca, è una Roma che ha giocato in Coppa, è una Roma che secondo me era stanchissima e che non è che creava tutte queste difficoltà. Io semplicemente gli abbiamo riconsegnato il centrocampo. Fabian ha uomo su Oliveira che si sono annullati, inutili. Fatemi aggiungere grande partita di Insigne, proprio grande partita di Insigne, ottima partita di Koulibaly, ammonito a caso, Insigne sono l'unico, perché poi benino Lozano, benino Simen, bene Rui, bene Mario Rui, benvenuto Anthony, parliamone Anthony, parliamo. Però e questi erano quelli là che non ti preoccupare, ti coprio. Dobbiamo vincere, a questo punto dobbiamo vincere per forza se tu sei allo stadio. Vabbè. Quindi diamole sempre a metà le responsabilità, ragazzi, diamole sempre a metà. Un po' all'allenatore, per me un bel po' questa volta, un po' anche ai giocatori, un po' anche ai giocatori che li vedo proprio pieni di paura, magari comunicata, perché il prepartita, che io sottolineo, questa partita la vince chi si sente più minacciato, così ha detto Spalletti, chi si sente più minacciato, la minaccia. Beh, ma una volta possiamo fare il Napoli che in casa prende il pallone e detta legge perché siamo tecnicamente anche più forti? Si può fare? Non si può fare più, evidentemente. Poi parliamo dei cambi, parliamo di tutte le cose, ma nel frattempo fatemi leggere i vostri messaggi, che sono tanti, siamo in 200. Ragazzi, il like non è per il Napoli, fatemelo ricordare. Se mi potete lasciare, perché c'erano una settantina di like preventivi, siete in 200, dovremmo stare a 150. Mi fate un aggiornamento a quanti like stiamo? Per sfizio mio, perché sennò io alzo in collo e me ne vado a suonare. Allora, prossimamente al cinema Osimhen contro difesa della Roma. L'obiettivo iniziale della Champions sono io a sbagliarmi. Il percorso da 10 ci ha portato a lottare per lo scudetto. No, non sono proprio d'accordo, amico mio. Quale percorso da 10? È un percorso da 7, bene, è un percorso che ci deve far stare contenti che probabilmente andiamo in Champions, ma lottare per lo scudetto non è merito nostro, ma è demerito di Milan, che fa alternanza di risultati come noi, e l'Inter che è crollato. Ragazzi, dobbiamo essere precisi su questo punto. Il Napoli ha 67 punti, giochi lo scudetto, ma no, ma proprio no, quindi non scherziamo. Squadra di falliti, la squadra non c'entra, Spalletti out. E io qua, hai capito, in questa doppia io vorrei l'equilibrio in mezzo, vorrei tirare dentro tutti quanti se è possibile. Osimhen, JJ, stessa immagine, Icardi, Santon, la trasfigurazione di Gesù. È chiaro che uno ci ragiona su certe sostituzioni, proprio la paura proprio di vincere, la paura di non perdere, le prendi. Il gioco nel secondo tempo non c'è, amici miei. Nel primo tempo io l'ho intravisto, però facciamo pochi, non è che Rui Patrizio ha dovuto fare chissà quali parate. Però almeno c'era un po' di equilibrio in campo, equilibrio tra le due squadre. Parliamo di equilibrio perché sennò Spalletti si fa sentire che dice c'è l'equilibrio.
Allora, se non vuoi essere un... No, non capisco. Mi hai risposto. Speriamo che Giuntoli e le idee chiare per l'anno prossimo. Servono i goals e sicuramente qua ci dovrà essere una rivoluzione anche a livello di giocatori. Con il rigore di Insigne siamo riusciti a fare un tiro in porta. Teniamo certi tifosi frustrati che sono davvero senza speranza. Poi non prendiamocela tra di noi, questa diventa inutile. Mourinho critica feroce all'arbitro. Secondo lui rosso netto su Zanoli e Koulibaly che manca un rigore su Zaniolo. Dice ha avuto l'impressione che la Roma non potesse vincere per l'arbitro. Mamma mia, io non posso più far vedere le immagini perché altrimenti rischio brutto. Ma questa è qua, per esempio, qua una stampa seria dovrebbe prendere, ma no, una stampa seria non lo farebbe mai, figurati con Mourinho. Figurati con uno Spalletti che dice gli alibi non esistono proprio e non si è mai lamentato. Una stampa seria dovrebbe prevedere una figura pro Napoli, o almeno che sia obiettiva, non è impossibile nel mondo della televisione, ma una figura pro Napoli seria che a Mourinho se lo prende e dice ma che cosa stai dicendo, che Koulibaly viene ammonito quando lui il fallo lo subisce, che viene ammonito anche Zanoli quando quello viene in scivolata prende il pallone, che praticamente tutti i falli chiamati al contrario. Arbitro scandaloso, scandaloso. Squadra d'eccellenza. Spalletti più uno su Gattuso, con una squadra sulla carta molto più forte e meno infortuni, con il peggior gioco visto a Napoli nell'era ADL. Grazie Anthony, trovi il canale Telegram per le notifiche. È palese, il Napoli non vuole vincere. Partita da Serie C e questa sarebbe la Serie A. Non hai torto. Io ve l'ho detto però che la Serie A è scarsa, sono scarsi tutti. Il finale sembravano gli ultimi minuti della finale di Champions contro il Barcellona e sei sopra di un gol per sbaglio. Questo Sweet Pasta, ti devo dire la verità, è la sensazione che mi hanno dato. La sposo al 100%. La sensazione di è una finale, e a furia di dire sono tutte finali, però stai pareggiando, stai pareggiando. E bravo, e da quella sensazione, mamma mia come sono forti, buttiamo la palla più avanti possibile perché sennò questo era il Napoli del secondo tempo, un po' tutto il secondo tempo, non solo gli ultimi minuti, con questo allenatore non si gioca più al calcio, vuole fare il possesso, è scarso, guarda cos'era nell'Inter, non con Sarri lo facevamo andare, noi con Sarri lo facevamo andare al manicomio. Per me Insigne è il migliore in campo, anche secondo me. Se solo vendessimo i soldi che chiediamo di vendere da anni sarebbe una motivazione in più per avere e vedere gente con motivazioni. Arbitro pessimo, i nostri hanno i tacchetti loro stampati sulle gambe, ma a fine andiamo via noi con gli ammoniti. Vale deluso ai massimi livelli, la matematica ancora non ci condanna, ma per calendario e per gioco ormai non ci credo più. Sì, oltre al calendario, caro amico mio, Enzo, è il non gioco che è preoccupante, che ci sembra che veramente è difficile immaginare azioni dove sei pericoloso ultimamente, poca roba. Spero che tu sia felice per il punto conquistato oggi. Vedi, ma fammi piacere, cerchiamo di non litigarci tra noi. Lo so, è complicato però, quando è così è complicato. Ogni contatto a terra a piangere. Atalanta-Verona è una partita di calcio, non lo so, vediamo, lo vedete voi, io non lo posso vedere. Gattuso deve vendere il pesce, quest'anno Gattuso ragazzi, scusate, si davamo il tempo, non mi far parlare a me Francesco, perché altrimenti rischiamo di fare dietrologia. Secondo tempo di palloni lunghi a caso, con la squadra lunghissima e tanto sfilacciata. Nel frattempo c'è Malquit e quindi io devo salutare e ringraziare Maurizio Farias. Sera Vale, in questo fine campionato vedo molte Napoli-Verona al Maradona, forse oggi ci mettiamo l'anima in pace che la squadra questa è sempre Forza Napoli. Prima di tutto grazie Maurizio sempre per la tua generosità e il paragone ci sta, il paragone ci sta, ci deve far riflettere il tuo paragone, perché
se alcuni si volevano fossilizzare su Napoli-Verona, che è successo Napoli-Verona, l'incontro Gattuso, Insigne, il presidente, è successo qualcosa, Juventus. Vedete che alla fine ce ne sono tante di Napoli-Verona da affrontare e da analizzare, vuol dire che non era quella singola partita diversa dalle altre. Ha ragione Maurizio, ha ragione Maurizio. Se continua così manco in Champions, questo non lo so, amico mio, ci abbiamo un po' di vantaggio. Certo è che la Juventus aveva steccato col Bologna ieri e bisognava anche allungare. Se tu non vuole credere allo scudetto perché dici ma è difficile lo scudetto, come vi ho spiegato per tutto l'anno, almeno guadagnati questi 2 punti in più sulla Juventus, così non te li senti addosso. E invece un punto loro e un punto noi. Pensiamo a fare i punti per la Champions, dice Lino Bailo, che saluto e ringrazio e a cui non riesco a dar torto. Dove sta? Non possiamo dare torto, facciamoli questi punti per la Champions. E può essere anche, ragazzi, e ve lo dico tranquillamente, può essere anche che Spalletti si sia reso conto di un momento di forma o dei limiti di questa squadra clamoroso, e allora qua io devo continuare a tenere il carro per l'ascesa. Se mi riesce qualche pareggino qua e là e magari le squadre dietro pure rallentano, in Champions ci andiamo. Ripeto, tenere la Roma dietro comunque il pareggio è un discorso che per un difensivista, per uno che sta dando priorità alla difesa, all'equilibrio, a non prenderle, lui può anche vederlo come una cosa positiva, perché mettiamo caso, ma per un caso proprio lontano, la Juventus dovesse accelerare nel finale, perché hanno mi pare un calendario abbordato, ma a prescindere, dovessero accelerare, noi dovessimo rallentare, guardiamoci nell'anima, noi potremmo finire quarti, visto che dietro alla Juve ci sta Lazio, Roma, che comunque hanno un po' di discontinuità, attenzione alla Fiorentina, e questa Atalanta che dobbiamo vedere, perché hanno sempre questa partita in meno, insomma devono recuperare delle cose, una o due, adesso diventerà una, ma insomma c'è un bel po' di distacco. Io ho fatto una riflessione oggi con gli amici abbonati e ho detto, quando ho visto il calendario di oggi, cioè delle partite 2, ho detto, dopo il Napoli c'è l'Atalanta, vabbè, quella sensazione di almeno non è che mi devo preoccupare più di tanto dell'Atalanta perché stanno molto indietro. Attenzione, manteniamo sempre un profilo di prudenza, non perché poi sono troppe squadre, sono tante squadre, ognuna così, ma potrebbe una fare il filotto e se tu non stai attento non c'è dubbio. Non c'è dubbio, il catenaccio, ultimi 5 minuti, no, 15 minuti prima. Alessio, io ho visto la perdita del centrocampo già nel secondo tempo. Lobotka esce al 57esimo e lì devi fare una scelta. Hai scelto di arretrare Fabian e di mettere Zielinski mezza punta, col senno di poi, perché magari era un'idea geniale, ma col senno di poi io devo dire che Zielinski non ha avuto un grande impatto sulla partita e che lo stesso Fabian non ho visto prendersi il pallone e illuminare il gioco. Sono due che erano sotto i riflettori per una forma non straordinaria. Allora uno potrebbe anche riflettere e dice ma forse non dico Mertens perché per carità di Dio Mertens non deve più giocare a pallone, non sia mai, ma Demme diventa l'alter ego di Lobotka se stiamo decidendo di giocare 4-3-3 e se vuoi questo vertice basso con le due mezze ali che si alternano sempre 4-1-4-1 diventa, però almeno c'hai il sostituto naturale, invece non entra Demme, entra Zielinski, un po' fantasmino anche oggi, dopodiché ci cerca di aggiustare un pochino, al 68esimo esce Fabian ed entra Demme, esce Lozano ed entra Elmas, lo sappiamo Elmas, però Elmas mi è sembrato freschissimo, allora pure Elmas mi è sembrato il più in forma, il più in forma.
e lo metti legato là sulla destra a rincorrere gli avversari. Non mi convince. Stellina, io devo fare gli auguri a Stellina. Io non devo parlare della partita, io devo solo fare gli auguri a Stellina, e il Napoli non ha dato una soddisfazione piena a Stellina. Non l'ha data a Di Coprio, non l'ha data a Cesare. Vabbè. Ma vedo solo io che si gioca meglio con Mertens che con Osi? Non solo tu. Vedi, questo potrebbe essere un ulteriore approfondimento del discorso. In molti, visto che comunque Osimhen il gol li fa e ti tiene in apprensione le difese, chiediamo Mertens e Osimhen, secondo me, creano difficoltà alla squadra avversaria. Ma addirittura l'idea, ci potrebbe anche essere l'idea che con Mertens al centro dell'attacco invece che Osimhen, il Napoli è costretto a cercare un tipo di gioco diverso. Ora, Insigne, Mertens, Osimhen, Juan Jesus avviene all'83esimo, mi pare, insomma, così 3 minuti dopo l'80esimo, quindi è anche difficile dirlo, ma in questo, che poi ci hanno dato 8 minuti di recupero tutti spezzettati. Ho continuato a vedere lanci lunghi, speriamo che Elmas si butta. Così proprio no. Sembravamo tipo uno in meno, sembravamo in inferiorità numerica. Bah. Vedi? Spalletti continua a mettere Zelinski, mi fa impazzire, ma metti Elmas o Mertens, porca miseria. Ragazzi, non cambiamo pareggio giusto, non scherziamo. Voi ve ne siete resi conto in questa settimana che i giocatori del Napoli, che la dirigenza, che gli addetti ai lavori ci seguono? Ve lo devo ripetere, che Culam mi ha scritto in privato, che Culam ha detto all'amico di Coprio, ho parlato con Fluido, ricordiamoci che ci seguono. Allora voi avete la possibilità di fare arrivare dei messaggi alla squadra, all'allenatore, ai giocatori. Se questi messaggi sono comunque sulla linea dell'educazione, senza parolacce, senza spaccare i piatti e senza così, loro continuano a seguirci. Se invece questo canale diventa come tutti gli altri e partiamo con brutte parole eccetera eccetera, smettono di seguire anche noi e perdiamo un'occasione, ecco. Quindi va benissimo, io accolgo tutti i vostri sfoghi, è il vostro diritto, voi avete il diritto di parlare, avete il diritto di dire la vostra, cerchiamo di mantenere un profilo alto, se alziamo sempre il livello, altrimenti i soliti 5 minuti, Rossana, i soliti 5 minuti. Oltre alla delusione iniziata con la Viola e terminata stasera, ottimo punto per la Champions. Quando Lobo si fa male deve entrare subito Demme, per forza, e Victor non doveva uscire. Anche su Victor non doveva uscire, io sono d'accordo, perché se poi questa è l'unica cosa, l'unica soluzione che hai, questo lancio lungo, e Osimhen lo devi lasciare in campo, altrimenti veramente significa arrendersi, lasciare il pallone agli avversari che prima o poi qualcosa la fa. Buonasera Francesco, Mourinho nel secondo tempo ha fatto anche il piangino, scandaloso. Adesso non permettiamoci di mollare, che c'è un posto Champions da raggiungere. Forza Napoli sempre. Sì. Buonasera Raffaele. Gattuso alla 33esima giornata l'anno scorso aveva un solo punto in meno rispetto a Spalletti. Mi chiedo, se non fosse stato un campionato scarso, avremmo parlato così bene di Spalletti? Ottima domanda Raffaele. Secondo me noi dobbiamo mantenere un profilo di onestà intellettuale fino alla fine. Io non è che mi sveglio adesso e parlo male di Spalletti, o ne parlavo a caso bene prima. Io ne ho parlato bene perché mi piacevano certe cose, mi sono piaciute anche certi atteggiamenti, ho voluto capire, ve lo ricordate, chi mi segue bene se lo ricorderà. Ho detto vediamo se paga questo discorso di non lamentarsi mai, arbitraggi scandalosi, di non tirare in mezzo anche le attenuanti eccetera. Vediamo se paga. Spalletti mi sta dando l'impressione da inizio campionato di voler cambiare la mentalità della squadra e di cambiare anche la mentalità di noi tifosi. Vediamo se paga. Ad oggi devo rispondervi non paga, perché Di Bello comunque il rigore a Lozano che era netto non lo chiama, perché Di Bello ammonisce Lozano per simulazione e ci sta,
ma quante altre simulazioni vengono chiamate con ammonizione in Serie A? Nessuna. Di Bello ammonisce Koulibaly che non ce l'abbiamo la prossima settimana. Non paga, caro Spalletti, non paga. Allora forse ti sei illuso che si poteva fare così, non ha pagato e non vedo una squadra che, scrollati da dosso tutti gli alibi, va in campo a battagliare per te. Non li vedo così belli convinti, contro tutti e tutto, non paga e non si lamenta mai, eppure quando è fallo per noi mai una volta a dire, poi Insigne tocca un attimo la spalla e viene ammonito. Insigne senza protestare, cioè gli hanno detto di tutto a Di Bello quelli della Roma, proprio a brutto muso, a muso duro, di tutto. Insigne nemmeno lo tocca sulla spalla, ammonito Insigne immediatamente, e ridiamo. Mertens si chiama nel fallo in attacco e ride, e ridiamocela, perché noi siamo il paese del sole, i supereroi, il mantello e i mandolini, ok? Va bene così, basta accettarlo. Appena ho visto il presidente di tribuna ho pensato stasera non vinciamo. Va bene così, almeno i sogni sono finiti, era solo un continuo mal di fegato, ora pensiamo alla Champions League. Siamo passati dal 4-3 al 4-5-1, non contento, a 15 minuti della fine si passa al 5-3-2 con Osimhen e Lorenzo fuori che correvano e Ranghissa dentro per 98 minuti. Chi non l'ha voluta vincere? Davide, la tua analisi è corretta. Io ci aggiungo che tra 4-3 e 4-5-1 non cambia nulla, è semplicemente questione di atteggiamento in campo, di distanza tra i reparti, perché lo sappiamo che i due esterni d'attacco, se stanno un po' più bassi, diventano parte del centrocampo a 5, non c'è alcun dubbio. E poi ovviamente quando entra anche Juan Jesus 3-5, e ho visto un pochino di imbarazzo, l'avrai visto anche tu, su quel c'è un calcio d'angolo dove Zielinski, Juan Jesus, Rachmani non sapevano come mettersi, perché anche gli schemi di calcio piazzato, quando c'è un difensore in più, dove ti metti? Chi è che deve stare poi sul primo palo? Non c'è più Osimhen, c'è stato un po' di imbarazzo, sono scelte un po' improvvisate. Vabbè, non sono pazzo, ma sono soddisfatto. Queste prestazioni ci aiuteranno a crescere. Vado, nonostante questo disumore, a vedere la partita contro il Toro alzando la bandiera del Napoli e di Caffè Napoli. È bellissimo questo messaggio, amico mio, è chiaro, tutti i tifosi dovrebbero fare così, continuare a seguire la squadra, perché non è che dobbiamo seguire la squadra solo quando si segna e quando si vince e quando va tutto bene. Così si dovrebbe tifare sempre a prescindere, ma è difficile. Contenta del Villarreal in semifinale Sara, il nostro grandissimo amico Albiol. Meglio, ecco. Buon compleanno, vedi? Buonasera, se il Napoli vince 2 partite matematicamente in Champions, non ho fatto i calcoli, probabilmente sì, dobbiamo vedere, insomma teniamo un po' di vantaggio, quindi sì, perché mancano poche partite, quindi ci sta come discorso, vediamo un pochino, non ho fatto i calcoli. Ultimo iscritto Anthony, un indizio di mercato, vulesso cielo veramente. I ragazzi non c'entrano, è colpa solo dell'allenatore. Foster, io ti ho già letto, per favore non spammare, perché stai ripetendo le stesse cose da sempre, e cerchiamo di leggere più messaggi pregnanti, che se no diventa spam e non riesco a leggere. Per esempio non riesco a leggere Virgilio Bandiera. Ciao Val, ultimamente un Napoli un po' stanco, sicuramente underperformante Virgilio, non so se è questione di stanchezza, non so se è questione di scelta di piano gara, un po' di stanchezza, certo siamo a fine stagione, è chiaro che un po' di stanchezza potrebbe farsi sentire nelle gambe. Io ti do uno spunto, Virgilio, uno dei peggiori in campo oggi era Rachmani, è stato Rachmani, io ho gridato l'allarme Rachmani poco prima che si infortunasse Di Lorenzo, perché mi ero reso conto che Rachmani da seconda scelta, che poi dopo scala le gerarchie così, non è uscito più dal campo,
qualche partita l'ha saltata Koulibaly, quindi Rachmani ha fatto una grande stagione, e io vi ho detto Di Lorenzo, attenzione a Di Lorenzo, prima o poi Di Lorenzo potrebbe venir meno perché non è umano fargli fare tutto il campionato, e l'anno scorso venne meno Di Lorenzo contro il Verona, e io vi ho detto attenzione a Rachmani, che è il prossimo, che potrebbe, perché si accumulano la stanchezza mentale, Rachmani è il prossimo che a un certo punto potrebbe venir meno, perché se tu non gli fai staccare mai la spina. Senti, Amir, questa settimana veditene bene, vattene a Capri, devi riprendere un po' di smalto mentale. Secondo me è importante questa cosa qua, e invece no, titolare inamovibile, vita natural durante. Si cade così, e non lo vogliamo imparare. Ma avevo letto anche Editore Falanga, e quindi io lo cerco perché merita. Nel frattempo saluto Rita, che ho intravisto, vedi che chiede moderazione, ed è giusto, fatemi recuperare l'ottimerrimo, come scorrono i messaggi, ragazzi, siamo in 300, fatemi recuperare Falanga. Ma Fabio Versatile, lo ripeto, siamo arrivati quindi l'anno scorso, ci siamo trovati a lottare per un sogno senza mercato. Il primo anno di Spalletti credo sia studio del materiale. Spalletti è stato preso per un percorso a medio-lungo termine, ma capisco chi è deluso. Ed è giusto Fabio. E io sono con te, perché dire Spalletti out, secondo me, è un errore, come lo era Gattuso out. Questa è la cosa che dobbiamo capire, maledizione. Se tu ci credi, se tu gli dai in mano un progetto, e se tu dopo un anno di studio gli aggiusti la squadra come vuole lui, dopodiché, visto che non l'abbiamo fatto il mercato, dopo giudichi Spalletti con un anno alle spalle dove ha partecipato al mercato, eccetera eccetera. Ed è giusto, Fabio, è giustissimo. Tore Falanga, l'ho recuperato, secondo tempo in netta difficoltà senza Lobotka, Anghissà non sembrava essere il solito, non mi è piaciuta la partita, non capisco la difesa a 5 alla fine. Tore, io me la spiego solo con la paura. Avevate paura, e alcuni allenatori amano aggiungere un po' di centimetri e di fisicità. Se ti va bene possono anche dire vedi, è stato bravo, perché alle volte è meglio difendersi così. Molto spesso però nel calcio si è visto il contrario, che tu aggiungi un difensore, perdi il valore a centrocampo, la squadra avversaria avanza e poi succede qualcosa. È successo molto spesso, e tu poi rinunci a prescindere, specialmente in questo calcio moderno dove fatto di reaggressione, di cose. Io quello che molto spesso ho visto, quando c'è la squadra che sta cercando di recuperarti addosso, l'unico modo per non farglielo fare è l'aggressione alta, non gli permetti di sviluppare il gioco, di portare avanti il pallone pulito, e al massimo possono fare quelle pallate. Loro però non hanno questi grandi marcantoni davanti, ci sono comunque arrivati con il palleggio, ci sono arrivati con il fraseggio. Vabbè, mancano 5 partite, la Roma è a -9. Ok. Emery sarebbe un buon allenatore per la prossima stagione, già state parlate dei prossimi allenatori, ci sta. Atalanta-Verona 0-1 con la faccia bellissima di Mughi, questa è troppo bella, non cambiarla mai 0-1. Atalanta è proprio crollato, però no, è lunga la partita, anche il campionato è lungo. Spalletti vi ha lanciato nella lotta a scudetto insieme a Inter e Milan, che prima di voi se la giocano da un po', quindi per me paga. Vediamo, Cobila, io credo sempre che sono venute meno Inter e Milan, per questo stiamo nella lotta a scudetto, ma io non l'ho mai vista questa lotta a scudetto. Non sono d'accordo, la vittoria in casa è obbligatoria, poi contro una Roma urgeva un riscatto. Ma con la Roma urgeva un riscatto, con la Roma c'era stato 0-0 all'andata, urgeva vincere a prescindere. Partite così fanno male allo spogliatoio. Mo dico, se a fine gara dentro lo spogliatoio Osimhen o Insigne vanno a chiedere a Spalletti il perché della sostituzione,
Spalletti che gli deve rispondere? Spalletti gli risponde: ragazzi, avevate speso tanto, io vi devo anche, mi servite per la prossima partita, già lo so che dice così, mi servite per la prossima partita perché siete quelli più in forma. E Osimhen dice: ma chi che poi ce la faccio? Ma pure Insigne potrebbe rispondere la stessa cosa. 13 like piccoli piccoli e io non parlo. Ancora 200 dobbiamo stare. Mamma mia, grazie Polly. No, parlo più, basta. Basta. Vi leggo i messaggi su Instagram. Avanti. Avanti. Pare che mo l'unico che se ne fotte è Insigne, è una battuta. No, vabbè, però oggi Insigne ha fatto una partitona, eh? Oggi Insigne mi è piaciuto tanto sotto tutti i punti di vista ed è merito del Caffè Napoli che gli abbiamo strappato un sorriso e non era musone oggi, a parte gli scherzi, un Insigne in palla, un Insigne che ha puntato anche l'uomo, eh? Buonasera Valerio, abbiamo fatto una partita e dai ragazzi, linguaggio, bambini, linguaggio, se no non vi leggo più. Avere un infortunio a partita è normale? Chiedo, perché solo a Napoli è così. Non so se solo a Napoli è così, caro Francesco, però è una cosa che si devono chiedere. Evitate di far vedere il campo a Zielu fino a fine campionato, grazie. Stasera ha fatto più tiri in porta alla Roma che il Napoli, abbiamo detto tutto, 200 like ci siamo arrivati, 30 ore di viaggio per vedersi una sconfitta e un pareggio. Hai ragione Angela, ottima stagione, pareggio buono, adesso possiamo dire Champions sicura, siate realisti e forza Napoli. Il CE non ci ha aiutato, viva il comunismo contro la Roma. Va bene, anche questo può andare bene. La Roma meritava di vincere, questi sono cotti. Per me questi lanci lunghi sono sintomo di mancanza di schemi. Nel finale squadra completamente messa a caso. Io su questo purtroppo devo darti ragione, ho visto un po' di confusione. Obiettivo del Napoli era la Champions. Scusate, stai ripetendo sempre lo stesso discorso? Ma capite, non vi ripetete troppo una volta che vi leggo. Quel sogno come il Leicester sarà lontanissimo per noi purtroppo. Solito Milan, solita Inter, solita Juve. Che peccato per noi tifosi. Siamo vergognosi, ogni anno si parla di rivoluzione, io la voglio vedere questa rivoluzione. Fuori i vecchi tranne KK e il Masseo sono due patrimoni da mantenere. Ma qualcosa succederà, amico mio, per quanto riguarda i cambi succederà. Sono stanco di essere illuso ogni volta. Siamo in Champions e cosa cambia per i tifosi? Giochiamo i gironi e speriamo di non fare figuracce. Ma alla fine questo è. Lo sappiamo che non abbiamo grandi velleità poi di vincerla la Champions, questo non c'è dubbio, però la società è stata chiara per il primo anno, ha detto senza gli introiti della Champions poi andiamo in grossa difficoltà a mantenere una squadra competitiva, dobbiamo andare in Champions e speriamo che se andiamo in Champions la squadra l'anno prossimo sarà competitiva. Ragazzi, noi dobbiamo compenetrarci con il fatto che se succedono le follie, le cose incredibili, cioè l'Inter che pareggia 7 partite consecutive, il Milan che ne vince una, ne perde una, il Napoli può anche inserirsi, ma è pure l'anno in cui la Juventus ha fatto ridere a inizio campionato. Quelle 3 squadre là le dobbiamo considerare prima, seconda e terza che si organizzano tra di loro. Mettiamole da parte. Dopodiché il Napoli, se riesce a ritagliarsi ogni anno quel quarto posto e per un pochino l'Atalanta ci ha surclassato e si è messa davanti e ogni tanto noi invece ai tempi d'oro ce la lottavamo con la Roma eccetera eccetera, c'è il Napoli, c'è l'Atalanta, c'è la Roma, c'è la Lazio e c'è la Fiorentina. Le vedete queste? Queste sono 5 sorelle. Queste sono 5 sorelle che per meriti, per demeriti, per impossibilità, per problemi economici, per sfortuna, per mancanza di potere, per mancanza di strutture, si devono lottare il quarto posto ogni anno. Se noi mettiamo questo come assunto, come presa di posizione, che è così, a bocce ferme sulla carta, allora noi se arriviamo quarti possiamo anche essere contenti e dovremmo essere contenti e ricordatevi che dobbiamo essere contenti.
Poi ci sono stagioni particolari e questa è una stagione particolare perché stiamo vedendo schifenzie partita dopo partita, veramente squadre che a chi perde. In questa stagione particolare forse con un pochino più di coraggio, con un pochino più di aggressione, così si poteva perdere il quarto posto, magari sì, si poteva agguantare il primo posto, magari sì. Difficile entrambe le cose, alla fine forse avverrà comunque quello che sulla carta era possibile. Questo è. Allora, mi chiedo perché non Demme per Lobotka, me lo chiedo anche io, perché non Politano per Lozano, anche questa è un'ottima domanda, anche se a me Elmas piace, ma Elmas a centrocampo io lo voglio vedere, non sulla destra, ma va bene. E perché non Mertens per Fabian? Iniziando così rischi abbiamo consegnato il centrocampo alla Roma. Massimo, sono d'accordissimo. E anche oggi l'intossicata. Forza Napoli ti banno, eh? Tanto i cambi non li capiremo mai, perché a Spalletti fanno delle domande stupide. Ci credete ancora? Come vivi l'entusiasmo? Non avevo dubbio che gli avrebbero chiesto queste cose qua. Veramente non c'è manco lo sfizio di farle le analisi, perché poi devi inventare, devi avere delle intuizioni e di intuito ti devi far vedere delle cose. C'è il rischio che per queste ultime partite vengano a mancare gli stimoli e si rischi addirittura l'accesso in Champions. Angelo, noi il rischio lo dobbiamo tenere presente, spero proprio di no, però lo dobbiamo tenere presente perché questa squadra spesso in passato ci ha dimostrato questo. Povero Icaru, ci sarà rimasto proprio male. Chiedo giusto per sapere se la mia impressione, ma la panchina della Roma non era un po' troppo agitata. Penso che siano sempre agitati, è la presenza di Mourinho che li fa così. Mourinho fa il sorriso sarcastico e tutti quanti si agitano. Sto sentendo solo i demeriti del Napoli, ma vogliamo dare anche meriti alla Roma per il secondo tempo giocato alla Roma. Andrea, un po' sì, cioè io posso dare i meriti di aver capito che Cristante è ammonito, Cristante e Oliveira entrambi lenti, anzi io ero sorpreso dalla scelta di Mourinho perché un Mkhitaryan nella forma con cui l'ho visto anche nella partita, perché è un nuovo ruolo per Mkhitaryan, molto più arretrato, che si può alternare con Pellegrini, eccetera, eccetera, non l'avrei mai tolto. Nel momento in cui entra Mkhitaryan è automatico che la Roma diventa più performante a centrocampo, perché Mkhitaryan non solo ha qualità, ha inserimento, ha qualità nei piedi, agli assist, eccetera, eccetera, ma insegue anche gli avversari. Si è mentalizzato con Mourinho per fare tutte le fasi. Metti Mkhitaryan, qualcosa devi cambiare tu Napoli. Elmas, per dirti, probabilmente sarebbe stato un contraltare di Mkhitaryan secondo me interessante, mentre ci può stare anche Fabian Lobotka, stai anche in superiorità contro Oliveira e Cristante, anche se anche lì numeretti, centrocampo a 3 del Napoli, centrocampo a 2 della Roma, no, perché poi Pellegrini si abbassa e si va a prendere un po' Lobotka, quindi bene o male sono sempre due triangoli, uno rovesciato e uno no, però nel secondo tempo loro fanno quel cambio e noi perdiamo il centrocampo, è così, non c'è dubbio. Allora vola tutto. Vediamo un pochino. Buonasera Rachmani, Fabian Ruiz, Osimhen, Lozano, Anghissà, Zelinski hanno giocato. Hai fatto un elenco scritto un po' a caso, come così, però si capisce giocatori che non hanno performato tantissimo. Alessandro Fiore, colpa, ecco, leggete bene, leggete benissimo, perché io poi devo ricordarvi che il Napoli deve uscire al più presto dalle coppe per concentrarsi sul campionato, ve lo devo ricordare e ve l'ha ricordato Alessandro Fiore. Dove sta? Colpa della settimana tipo. Se il Napoli esce dall'Europa in fretta, e siamo usciti in frettissima, proprio con la fretta e con la furia, non abbiamo nemmeno la Coppa Italia, via! Settimana tipo e la Roma che gioca in settimana la Conference, la partita da fastidio, ci recupera. Hai ragione Alessà, hai ragione.
Spalletti a DAZN, c'è delusione, preso gol evitabile. Mourinho, altri protestano. Ahimè, ho detto sempre di comportarsi bene, ma torna... Grazie, fragili mentalmente, perché tu mi dai una conferma di quello che abbiamo detto a inizio live. Paga Spalletti? Non paga. Spalletti se ne è reso conto. Mi fa piacere. Mi fa piacere, perché Spalletti out tutto quello che volete voi, ma solo un cretino non cambia idea e non capisce, non fa un passo indietro. Se tornassi indietro non lo rifarei. Benissimo. Allora vediamo le prossime partite e vediamo un Napoli in campo che si mangia l'arbitro. Vediamo se avviene. Vediamo. Gattuso urlava perché c'era da urlare, ci sta voler fare esperimenti, ma bisogna ottenere i risultati. Rino è troppo napoletano, buono e serio per stare nel calcio, pieno di furbizia e di disonestà. Il calcio pieno di furbizia e disonestà. E anche oggi la partita è stata decisa con l'inserimento di un vecchio Mkhitaryan e noi invece abbiamo a dire gente giovane e ci domandiamo, poi vabbè, Benzema che sta combinando questa roba. Spalletti è d'accordo con te, stare fermi e seduti e non protestare non paga, perché poi la squadra avversaria non fa lo stesso e questo può influenzare l'altro. Sono d'accordo, sono contento Pierluigi, perché noi queste sono delle cose che ci siamo chiesti e adesso stiamo avendo delle risposte. Forse un po' tardi, non lo so. Solo io noto un peggioramento vistoso rispetto al girone d'andata, subiamo il palleggio anche della Roma, ormai il nostro gioco è lanciare palla sulle settimane e sperare. Questo stiamo vedendo, Tiziano, purtroppo. È così. Poi nelle live del mercoledì analizziamo più nel profondo la partita e scopriamo anche altre cose. Però la sensazione a caldo la dobbiamo rispettare. E io poi mi scrivo tutto, voi lo sapete che io mi scrivo tutto. Lozano l'ho visto vivace all'inizio e va bene, il gol di Insigne. Osimhen contrato, il tiro di Lozano parato, eccetera, eccetera. Rachmani è su Abraham, K2 su Zaniolo. Questa poi è stata un'altra cosa. Se dobbiamo dare dei meriti alla Roma e a Mourinho, il merito è aver spostato Zaniolo su Rachmani e l'ha fatto impazzire, perché Zaniolo su K2 lo ha controllato benissimo e Rachmani su Abraham non c'è mai. Spostato Zaniolo su Rachmani lo ha fatto impazzire e Rachmani si era perso anche Abraham, ricordiamocele tutte. La munizione di K2 è assurda, la traversa di Pellegrini non ce la dimentichiamo perché io me l'ero dimenticato, deviazione di Osimhen e Zalewski che viene parato da Meret, quindi più Roma, Osimhen deviato sul passaggio di Lozano, Pellegrini facile Meret, Abraham di testa da solo, quella cosa clamorosissima su assist di Castro, Mancini di testa fuori, altro calcio piazzato, Zielinski di sinistro fuori, Elmas centrale, Zielinski centrale, uscita di Meret dove chiedevano il rigore, siete disonesti, solo palla, Osimhen esterno della rete e il gol di Esharawi. Insomma io ci credo, ricordatelo, Giovanni Spinoso, ce lo ricorderemo, se vinciamo lo scudetto tu torni qua, fatti lo screenshot, ti do il tempo, fatti lo screenshot della cosa qua, torni, me lo mandi via Instagram, me lo mandi via Telegram, eccetera, eccetera, il Napoli vince lo scudetto e io dirò Giovanni ci credeva, piegatevi al volere di Giovanni e alle sue doti di preveggenza. Io non ci credo più. Io non ci ho mai creduto, c'è stato un momento prima della Fiorentina dove onestamente ci ho creduto un pochino di più, perché quello che stava combinando l'Inter era qualcosa di inimmaginabile, c'è stato quel momento, faccio mea colpa anche io con gli amici bellini che non vi ho pompierato abbastanza, che poi ci rimaniamo male. Verona 2, Atalanta 0. Ma che dite, Anghissà ha fatto una bella partita? Non lo so, Anghissà è un altro di quelli che va vista e rivista la prestazione, perché ragazzi è questa una di quelle cose che vanno chieste all'allenatore. Io ho visto Fabian a uomo su Oliveira. Quando tu vedi Fabian a uomo su Oliveira, Fabian sì, è mezzala, va benissimo, però se Oliveira si abbassa molto a prendere palla e Fabian lo segue, Fabian diventa quasi sottopunta. Allora se anche Anghissà aveva dei compiti dati da Spalletti diversi, devi seguire a uomo quello oppure ti devi mettere così, io questo non lo posso sapere e quindi non posso sapere se la partita
di Anghissà è stata di buon livello o meno. Come controllo palla, come abbiamo visto cose migliori da parte di Anghissà in passato. Però anche lui in questo marasma di un centrocampo che il primo tempo andava pure bene, ma nel secondo tempo male proprio. Volano tutti i messaggi, volano. L'Empoli che non vince una partita dall'andata contro di noi, vedrete che tornerà a fare punti come contro di noi. Anima partenopea, sei l'unico a pensare così? No, non sei l'unico a pensare così. A prescindere, l'Atalanta sta finita. Possiamo suonarcela e cantarcela, ma non abbiamo la mentalità per reggere le pressioni. Mi dispiace per il meraviglioso pubblico del Maradona. Angelo, siamo d'accordo, dispiace tanto. Io uno sfizio me lo tolgo perché ve l'ho detto tante volte. Segna per noi, gonfia la rete. È una lagna che fa addormentare. Non ti dà quella carica, sai, porti due tamburi, una bella tamburiera. Segna per noi, gonfia la rete. Io ci sono stato allo stadio, me lo ricordo, anche a me allagnava tutto questo e non l'ho mai sopportato. Il Maradona, l'uomo in più, non mi sembra l'uomo in più, però i giocatori devono dare di più a prescindere, sì, però segna per noi, è una lagna. Sinceramente mi sento molto deluso, però sempre Forza Napoli, sempre, questo non c'è dubbio. Domenico, il prossimo anno penserei ad un altro allenatore oltre che i giocatori da mandare via, ma cominciamo a andare da capo e stiamo sempre punti da capo e poi deve studiare. Ciao Vale, ci risiamo con i primi tempi, non si può far bene tutta la partita, mai. Speriamo che Lobo torni presto, comunque pareggio giustissimo, puntiamo alla Champions. Dai raga, che manca poco. Ora l'Empoli aspetta a noi alle comiche per la settimana prossima. Sono usciti gli XG, Giacomo, li ho fatti vedere, te li rimostro. C'è un equilibrio anche a livello di numeri, ricordiamoci che però l'XG dato da un rigore è 0.76, quindi metà degli XG del Napoli li facciamo sul rigore, quindi più Roma. Tony Med mi ricorda che siamo a 276 like e con 330 persone basta. Non vi meritate che perdo la voce a leggere tutti i messaggi. E che ce vuoi a lasciare un like? E che ce vuoi? È gratis. C'è sta gente che fa le live e dice donate. Io vi leggo tu, perdo la voce per leggervi tu. Un like. Questione di cortesia. L'obiettivo della Champions, stiamo lottando per lo scudetto, ma siate realisti, pareggio è buono, Roma -9. Sì, però Pasquale, il pareggio è buono se tu stai lottando per lo scudetto, e tu lo stai dicendo, stiamo lottando per lo scudetto, il pareggio non è buono. Noi stiamo indietro rispetto a Milan e Inter, stiamo lottando per lo scudetto, allora il pareggio non è buono se stiamo lottando per lo scudetto. Se il Napoli c'ha semplicemente la cosa della Champions, allora ti prendi il pareggio. E va bene, se una partita in meno da giocare e la Roma la tieni lontano, va benissimo. Stiamo lottando per lo scudetto o no? Questa è la domanda che ti faccio. Se non stiamo lottando per lo scudetto, va bene, andiamo avanti con i pareggi, eccetera, eccetera. Attenzione alla Juventus, però probabilmente la Roma a -9 è difficile in 4 partite perdere tutti questi punti. Vabbè. Però non dire stiamo lottando per lo scudetto. Se stiamo lottando per lo scudetto, il pareggio non è buono. Non è buono l'andazzo, non è buono il fatto che in casa non riusciamo a dettare legge, non è buono perché una squadra che lotta per lo scudetto non perde 5 partite in casa, continua a perdere punti in casa e non vince in casa. Non è così che si fa la storia. Squadra non è da scudetto, la Roma era più squadra, 2 partite in casa, 1 punto. Ma era fallo da giallo quello da K2? No, non era proprio fallo, amico mio.
siamo precisi, non era neanche fallo. Come vorrei vederti un giorno allenatore del Napoli. Nicola, se facessi l'allenatore, uno può dire il mio sogno è allenare il Napoli, ma visto che non è assolutamente una mia priorità né una mia scelta di vita, io al massimo posso farvi le analisi tattiche post partita e qualche previsione pre-partita. Questo posso farvi. Allenare il Napoli non è possibile. Grazie comunque. Qua dobbiamo solo avere la fortuna che qualche sceicco arabo, se non sa l'italiano, e scambia Napoli per Milano. Tra l'altro questa è notizia del giorno, che hanno confermato la trattativa con il Milan sotto gli occhi di quest'altro fondo, non so chi sarà da accattare, che tengono un sacco di soldi, attenzione. Beh. L'hai notato, Angela, pure tu? È un po' una lagna. È un po' una... Allora, l'esercito bellino si difende sempre, infatti. Io non tifo Napoli e non è una scusante, ma una cosa c'è da dirla: la Fiorentina e la Roma sono le peggiori squadre da affrontare in questo momento, vanno a 1000. Sì, sono in buona forma entrambe le squadre, sicuramente. La Fiorentina, alla fine, ragazzi, no, non ce le ho. Fammi vedere se ce l'ho. XG della Fiorentina. Cioè, vanno a 1000. La Fiorentina 0,89 fa, non è che ci ha impegnato più di tanto. E la Roma, l'impegno di Coppa, insomma, io sta Roma a 1000 proprio non l'ho già vista, sinceramente. Ma forse sono io che tifando Napoli so una cosa più. Vabbè. Se oggi stiamo lottando per lo scudetto rispetto alla stagione scorsa in cui lottavamo per la Champions, è un miglioramento. Sì, Carlo, ma siamo a +1 come punti. Abbiamo fatto un punto più dell'anno scorso, dopo le 8 vittorie consecutive all'inizio. Vuol dire che c'è stato un tracollo per il Napoli. Stiamo lottando per lo scudetto con gli stessi punti dell'anno scorso, vuol dire che lo scudetto è diventato roba da poco. Cioè, questo dovete capire. Se teniamo gli stessi punti dell'anno scorso, bene o male la stessa squadra dell'anno scorso, con l'aggiunta di Anghissà, il rinnovamento, il ringiovanimento di Lobotka titolare, e mo luttiamo per lo scudetto, vuol dire che è morta l'Inter, che è morta l'Atalanta, che l'Inter non c'è e che la Juve continua a non essere. Sembra che Osimhen avere la possibilità e non l'obbligo dei lanci lunghi sia una cosa che va a nostro sfavore. È un tema questo, sicuramente. Mettete i like ogni anno. Mettete i like ogni anno. Voleva dire che non era in programma lottare per lo scudetto, l'obiettivo era la Champions. E non c'è dubbio. Spalletti ha detto che abbiamo perso perché abbiamo perso il possesso. Vabbè, abbiamo pareggiato. Comunque, abbiamo perso il possesso. Il cambio non Mertens-Osi era per avere la squadra più corta e palleggiare di più. Invece la squadra ha lanciato a caso. Allora io qua poi voglio sapere. Quindi la squadra, la cosa che diceva Gattuso, io gli dico delle cose e fanno qualche altra cosa, fanno altre cose rispetto a quello che ti dico. Allora ecco che tutto quello che vi ho detto su Spalletti prendetelo e buttatelo nel cestino, perché se Spalletti ha detto alla squadra palleggiate, usciamo con il palleggio eccetera eccetera, e la squadra si sente in difficoltà e lancia a caso, non è più colpa di Spalletti. Allora io voglio chiarezza. Bisogna avere chiarezza, bisogna fargli le domande giuste e devo sentire le risposte giuste. Se Spalletti mi dice io volevo che palleggiassero, che poi mi dovete essere specifici, volevi che palleggiassero quando è entrato Mertens, quindi dall'83esimo con il 5-3-2 volevi che palleggiassimo? Perché ci può stare come discorso, e non l'abbiamo fatto, allora la colpa è della squadra, non è più colpa di Spalletti che ha chiesto una cosa, la squadra ne fa un'altra. Poi sono esseri umani e ragioniamo su tutte queste cose qua. Bisogna fargli le domande giuste, però altrimenti poi finiamo per accusare le persone sbagliate. Loro giocano giovedì, noi caliamo nel finale, esce Osimhen e continuiamo con palle lunghe. Spalletti dice che dobbiamo palleggiare, sembra che allo scudetto ci chiediamo più noi tifosi che i giocatori. Sempre forza Napoli.
Osimhen e Mertens devono giocare assieme. Se giocano da soli non si creano spazi perché vengono marcati da due difensori contemporaneamente, se giocano assieme si creano più spazi. Questo è calcio 101, proprio semplice da spiegare. E poi dici l'equilibrio, è la natura che ci deve mettere il suo. La preparazione atletica del Napoli è l'ora settimanale di educazione fisica a scuola? Non lo so. Tra quando ho cominciato a seguire il canale ad ora ci sono giusto 10.000 iscritti. Bella Valè, Spalletti fa un calcio anacronistico e poi ci lamentavamo di Allegri. Che bel Napoli. Un po' di sarcasmo di Led Snake. Lela Landis ha brontolato a Spalletti per i cambi. Dove l'hai letto, come l'hai scritto, chi l'ha detto, eccetera, eccetera. Approfondiamo. Non li vedi a 1000, ma un punto te sei portato. Allora sei amico mio romanista, vabbè, ma non fare però il tifosetto, non fare il tifosetto. Hai perso un po'. Io faccio analisi del calcio, me ne fotte assai, che ha vinto, ha perso, eccetera, eccetera. Se siete a 1000? Siete una squadra che è venuta a San Paolo a dettare legge? No. Allora non facciamo analisi giusto così per farle con la cosa. No, onestamente, primo tempo non avete fatto nulla, di che, il Napoli un pochino meglio, nel secondo tempo vi siete presi il centrocampo, vi ho visti a 1000? No. Vi siete presi solo un punto? Sì. Onestamente vedo più dei meriti miei che meriti vostri, ma non fa niente. Non dimentichiamo che 5 gli azzurri che sono protagonisti del Ramadan, questo è un altro tema che dobbiamo tenere presente. Non dimentichiamoci che non c'è Di Lorenzo, che terzino sinistro, e abbiamo visto che Di Lorenzo, quanto poi alla fine risulta importante per questa squadra. Ricordiamoci anche questo. Mourinho hanno rubato, c'era rigore per noi, va bene, non ce la fa, non piangere. La Roma cerca il quarto posto, la Fiorentina il quinto, la Juve la Serie B. Umberto Livello ad un certo punto della partita, mantenendo la stessa difesa e con Anghissà, Ruiz, Demme, Mertens, Osimhen, Insigne, la portavamo a casa sicuramente. Non lo possiamo sapere, Umberto. Certo è che da come la scrivi, tu fai giusto il cambio Lobotka Demme. Stai addirittura facendo un cambio molto offensivo, nel senso togli Lozano, metti Mertens con Insigne che era in gran forma. È chiaro che uno ci ragiona su questa cosa qua, ci potrebbe ragionare, non ti possiamo dare una risposta certa, il dubbio ci resterà vita natural durante, perché Mertens con Osimhen insieme, caro Guido, non li vedremo mai. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio, e vorrei salutare tutti di Spazzacamino. Cancaminin. Che ricorda poi un film Mary Poppins con protagonista Madame Julie Andrews, premio Oscar. Esatto. Era delusa Julie Andrews perché lei al teatro aveva interpretato con successo la protagonista di un musical che si chiama My Fair Lady, ma non ottenne la parte al cinema perché il produttore non la giudicava abbastanza famosa e anche carina, la parte andò a Apple, che non vinse l'Oscar in particolare perché uscì la notizia che le parti cantate in realtà erano doppiate da un'altra attrice, e quindi poi Julie Andrews si prese la sua rivincita, perché quell'anno erano presenti sia Mary Poppins come film che My Fair Lady, che è classico ispirato dal Pigmalione di John Bernard Shaw, che è un classico della letteratura inglese. E quindi all'epoca era solo Julie Andrews, era un'attrice britannica trattata maluccio dalla critica, che è sempre molto misogina, no? Perché si concentrava soprattutto sul suo naso aquilino. Ha fatto una carriera leggendaria per qualità fuori e dentro il grande schermo. Adesso scrive libri e fiabe per bambini che sono deliziosi con la figlia. Questo me le servite tu su un piatto d'argento, non era preparato. Infatti io così va. Bentornato Guido, colpa mia, colpa nostra, insomma, tra traslochi e cose varie. Se il Napoli rallenta, penso sia tutta colpa di Valerio Fluido da New York. Tu come la vedi?
Io mi spiace essere stato assente, a parte che non è necessaria, non è né prevista né obbligatoria la mia presenza, miei problemi personali abbastanza seri e quando il gioco si va duro, casomai guido un po' meno fuggente del Napoli. Però mi è dispiaciuto, ho detto non vorrei che qualcuno pensasse che siccome abbiamo perso era un dispiacere doppio, abbiamo perso partite più clamorose, poi c'è sempre Napoli-Verona da spiegare che ancora non è stato spiegato. Io mi concentro, vedo sempre con attenzione le partite, non che altri no, però ho detto poi le vedo in condizioni abbastanza ottimali, no? Al computer, e non scrivo nulla, non sto lì a accettare, poi a parte che non ho smartphone. Forse sarà capitato una volta in un anno che abbia scritto qualcosa, no, forse è la prima volta che abbia scritto qualcosa a Valerio nel corso di una partita. Raramente è successo alla fine del primo tempo, dove comunque c'è l'intervallo, perché giocavamo veramente male. Io ho scritto orribile con l'H, no? Come se fosse un film horror. Napoli pareggia una partita giocata male, in maniera molto disordinata. L'amicizia è sacra, ma è sacra proprio perché è fondata su valori universali e non su ipocrisia e piaggeria. Non sono d'accordo con quello che hai detto nella reaction, e adesso secondo me anche nel primo tempo il Napoli ha giocato in maniera disordinata. Era un pochino più voglioso, questo sì, meno impaurito, però molto scollegati i reparti, che poi c'è stato proprio il naufragio. Naufragio, attenzione, con una Roma modesta, perché la Roma è una squadra molto mal messa in campo, dobbiamo dirlo, un'altra squadra disordinata, spesso lunga tra le parti, però purtroppo aveva le coppe, quindi sai, bisogna uscire dalle coppe perché così è più facile vincere il campionato, no? Così chiese la collega. Soprattutto è un dramma giocare il giovedì perché poi si torna tardi, si mangia tardi, la colazione. Un altro collega ha fatto tutta una cosa, ma mai possibile che nel 2022 noi dobbiamo stare appresso a queste cose? Nel massimo dell'esasperazione del professionismo nei vari sport abbiamo ancora gente che si preoccupa che mangiamo un'ora prima, un'ora dopo. Io, insomma, sulla partita di oggi ti lascerò dire tutto te, non vorrò dirmi nulla, ve l'avevo detto, come si chiama, numeri o non numeri. Per me il campionato è finito da tante partite privatamente, anche un articolo scrissi il campionato dei cicli, e l'unico mio dubbio, e Valerio ve lo può confermare, era del famoso ciclo dell'Atalanta, che per me doveva essere chiuso con la sconfitta in Coppa Italia, dove ha detto ha fatto benino nel girone d'andata. Evidentemente, no, ci avevo visto bene, si è chiuso il ciclo di un ciclo che poi non è un ciclo perché non ha vinto nulla, perché i cicli negli sport sono sempre indicativi di vittoria, no? Di trofei. Cioè, tra l'altro oggi, siccome è una finale, ma noi veramente dobbiamo, Valerio, stare appresso a questi colleghi. 11 finali. Quindi oggi com'è che non si sono giocati i tempi supplementari di calcio di rigore? È una finale, no? Ma è bellissimo che uno dei commenti è stato: nel finale, quando lanciavamo questa palla avanti, sembrava una finalissima con il Napoli in vantaggio e quindi buttala avanti perché perdiamo un po' di tempo. E invece no, guarda un po', si pareggiano queste partite perché non sono finali. No, invece io vorrei mandarti un video a partire dalle nostre analisi, perché io sto già al campionato futuro, questo qua non ha nulla da dirmi. Vincerà l'Inter, come ho sempre detto. Probabilmente il Napoli andrà in Champions tra i 77 e i 79 punti, facendo un piccolo passo in avanti rispetto all'anno scorso, no? Guadagnando, come ho detto, si guadagna una posizione alla volta, non dalla quinta alla prima. Guarda questo file che ti ho mandato. Arrivo. Allora, salva. Dove sono? Eccoci qua. Tempi non sospetti, dissi attenzione, ovviamente del ranking UEFA non ne parla nessuno, non interessa a nessuno, tra detti lavori, colleghi, eccetera. Ha detto noi
non era né iettature, era semplicemente un calcolo matematico, neanche raffinato, è semplice addizioni. Detto, anche con una pessima stagione di Champions League di Atalanta e Inter, Napoli molto probabilmente sarà scavalcato da queste due squadre. In questo momento il Napoli è fuori dalla quarta fascia ovviamente l'anno prossimo noi dobbiamo togliere i 10 punti, no? All'Atalanta 11, l'Inter niente, quindi l'Inter non scala nulla, quindi i 67 sono 67 più 4 di bonus per la partecipazione in Champions League, quindi la forbice rispetto a Napoli 66 meno 10 sono 56 e 4 60, quindi sono 71 a 60, molti ma, cioè a fine Champions noi Europa League e Conference League sarà facile, no? Bisogna eliminare l'ultima colonna, aggiungere 4 di bonus per chi partecipa ai gironi di Champions League e vedere quale sarà il nostro rank, che non potrà essere più della quarta fascia. E ti chiedono, vedi, se dovessimo arrivare secondi, in quale fascia andremo? La terza? No, sempre non c'entra niente, anche solo in prima noi arriveremo in prima fascia. Questo lo so, perché questo è un argomento che non viene mai dibattuto nelle trasmissioni, e tra l'altro questo 9, che è il punteggio di quest'anno, noi lo scaleremo fra 5 anni, quindi è un fardello rispetto a un campionato dove tu la partita tra Roma e Napoli l'anno prossimo parte dallo 0-0, non è che ti porti sul groppone il pareggio di quest'anno. Questi 9 punti, se fossero stati 18, no? Sono 9 punti, sono pochini, che per 5 anni ti percono. E pensate che fra due stagioni ci toglieremo i 18, no? Quindi intanto, siccome stiamo andando avanti, diciamo che Napoli andrà in Champions 79 punti, fa 2 punti più di Gattuso out, sempre out. A fa che? Andiamo in Champions a fare cosa? Perché dobbiamo urlare l'urlo The Champion? Certo. Perché poi dobbiamo dire siamo stati sfortunati, poi girone di ferro, la Champions cuba punti per giustificare che in campionato stiamo andando poco bene. Allora incominciamo a partire da questo fatto, che noi siamo usciti dalle coppe male, in Coppa Italia in maniera indecorosa, con un 2-5, e in Europa giocando malissimo l'Europa League, perché abbiamo fatto male nel girone, siamo arrivati secondi stentati, e poi abbiamo fatto un pareggio, una sconfitta del Barcellona, abbiamo solo 9 punti di ranking, pochi, molto pochi, e quindi quando a fine campionato si esulterà per la qualificazione in Champions, ricordiamoci che cosa dobbiamo analizzare, la stagione o il campionato? Perché il campionato, come se non si fosse giocato nulla, possiamo dire si sarà fatto un passo in più dalla quinta alla quarta posizione, ma dalla quinta alla quarta posizione sacrificando totalmente le coppe e portandoci un fardello di 9 punti di ranking per 5 anni, e quindi scendendo dalla terza alla quarta fascia, e quindi condizionando la Champions dell'anno prossimo, perché poi dobbiamo metterci d'accordo se dobbiamo parlare di sport o solo di bilancio, e sapete quanto a me piace parlare di bilancio, eccetera. Però bisogna anche parlare di sport. E la stagione di quest'anno, io lo dico come se Napoli fosse andato in Champions, per quanto mi riguarda, Valerio, è una stagione totalmente fallimentare, totalmente fallimentare, totalmente fallimentare, totalmente fallimentare. Totalmente fallimentare perché tu non sei progredito nella gestione della stagione, totalmente fallimentare perché non vedo questo miglioramento della rosa. Ha detto lo bottma, però vogliamo parlare di Demme, vogliamo parlare di Zelinski, cioè Osimhen è la stessa stagione dell'anno scorso, Di Lorenzo, se dicono che tu sei bravo non l'ha fatto né più né meno, no? Vogliamo parlare degli esterni, Insigne e Politano, vogliamo parlare dell'umiliazione di Mertens che non riesce a giocare 5 minuti. Koulibaly è quello da quando è andato via Biol, non è che nella Coppa. Cioè, abbiamo un Rachmani e un Lobocco in più. Rachmani poi un anno in più di Gattuso avrebbe fatto così male, era anche il primo anno, no? Però quanti giocatori sono spariti da Raida? Poi se dobbiamo sempre attaccare il palo della luce perché poi siamo bravi, però diciamo la gestione oggi, noi da chi ripartiamo? Quali sono le certezze? Abbiamo risolto
La questione portiere, anche Spalletti non ha risolto certezze la non ce questione ne sono. portiere. Certezze proprio per l'anno Questo è prossimo non ce totalmente ne sono. fallimentare, perché la stampa è cresciuta in modo tale da fare domande sempre più raffinate, preparare l'ambiente, le solite frasi fatte, le solite illusioni, le solite stupidaggini. Tifosi hanno tutto il diritto di ascoltare chi vogliono, colleghi hanno tutto il diritto di dire quello che vogliono, io ho tutto il diritto di non interessarmi, sinceramente, di perdere il mio tempo. Cioè, non è possibile che il 22esimo anno della mia vita non sbaglio classifica, c'è qualcosa che non va, siccome non sono un genio, detto, cioè, qualcosa è totalmente fallimentare, perché tu dici, vabbè, si è arrivati qua, ti prendiamo i soldi Champions, ma quali sono i prospetti? Cioè, abbiamo messo, cioè, vogliamo parlare del museo, che è una cosa che tutto sommato non costosissima da realizzare rispetto a uno stadio nuovo o a mega strutture, diciamo sempre le stesse cose. Cioè, qual è la differenza rispetto all'anno scorso della Società Sportiva Calcio Napoli? Le famose magliette, tra l'altro voglio vedere i dati delle magliette, colleghi che hanno scritto, cioè, sono andate sold out, un genio. Sì, però se tu fai 1926 magliette, pure io se faccio una serata in un cinema di 50 posti faccio sold out, se lo faccio di 780 posti, cioè, è chiaro che sono state fatte 13 magliette, ma anche a tirature molto basse, tant'è vero che Valerio non riesce a trovarle, io non riesco a trovarle, cioè, quindi dove è cresciuta nella stagione? Perché andremo in Champions League probabilmente, tranne tracolli, speriamo di avere una chiusura dignitosa, per me più di 10 punti e sarebbe da metterci la firma, non li fa questa squadra. Poi cioè, faremo 77, 78, 79 punti, ma quali sono gli elementi per farci dire che la stagione è una stagione positiva? Cioè, una stagione uguale agli altri, ma con il fardello che tu hai giocato malissimo le coppe, nel peggio degli anni di Sarri che non le giocava proprio. È quello. La Roma vincerà una coppa inutile, forse no, come sia. La Roma sta costruendo un percorso, però ha provato a fare una coppa, dice una coppetta, e qua però a furia di dire coppette, siamo sempre allo stesso punto. Anzi, perché, chiudo, noi per 4 anni consecutivi siamo andati in Champions. Un po' ce lo siamo dimenticati, sì, l'urlo, tutte queste cafonate, però perché poi ci siamo trovati che la società ha dovuto il Covid ridurre, cioè la società sta riducendo il monte ingaggi, nonostante veniva da 4 pesantemente il monte ingaggi, come io vi dissi l'anno scorso nelle trasmissioni di Valerio, ho detto comunque vada lo ridurrà non meno del 40%, ci ho visto il bene. Com'è possibile? Perché non è cresciuto il fatturato strutturale. Allora che cosa andavamo a fare ogni anno in Champions? Cioè qualcosa da rivedere in questa società c'è, perché ormai la linea di galleggiamento è una linea di galleggiamento abbastanza mediocre, e siccome pensate un campionato così mediocre che tu hai potuto pensare di poter vincere, ma perché l'Inter ha 10 punti meno dell'anno scorso, cioè tu alla fine hai un punto in più dell'anno scorso. Sono un po' severo, ma perché guardo al futuro, cioè nel senso il futuro dell'anno, da chi ripartiamo? Non sappiamo se ripartiamo da Meretto o Spina, ripartiamo da questi terzini che a seconda del buon umore di colleghi e tifosi vanno bene o non vanno bene. Ripartiamo da Koulibaly, Rachmani, centrocampo, attacco, cioè abbiamo valorizzato Lobotka e Rachmani, però ci sono molti punti, un punto in più, ragazzi, un punto in più dell'anno scorso, con tutto che è ripartito con 10 vittorie su 11. Cioè noi siamo in queste condizioni perché siamo partiti forte. Cioè siamo usciti dalle coppe, che cosa abbiamo fatto dopo che siamo usciti con le coppe? Nel girone di ritorno, che cosa abbiamo fatto al San Paolo? Abbiamo pareggiato con l'Inter, abbiamo perso con il Milan, abbiamo perso con la Fiorentina, abbiamo pareggiato con la Roma, abbiamo pareggiato con la Juve a Torino, che è buono, però gli scontri diretti che cosa hai fatto? Sei andato a vincere con l'Atalanta, sta vincendo pure il Verona con l'Atalanta, significa che proprio Faville non ne sta facendo, e avevamo gli scontri diretti in casa. Dobbiamo essere seri e soprattutto guardare in prospettiva. Allora, nel frattempo io sto salvando un pochino di messaggi. Una stagione, ragazzi.
non questa, la prossima, se continuiamo così. La prossima, nel senso, è salva per la Germania. Stai rispondendo, sì, rispondendo a Valentin? Ok. E ci sta salvando la Roma, infatti dopo ci stanno un paio di tifosi romanisti che stanno partecipando alla discussione. Atalanta perde e i tifosi cantano, ecco la differenza. Ringrazio Luca Delise per la donazione. Questione tifosi che resta in piedi. Guido, c'hai i numeri del Diego Armando San Paolo Maradona, quanta gente è andata? Oggi pare 40.000 persone, che sono tante, ancora non è ufficiale il dato, però sono abbastanza rispetto alla delusione della partita. Perché poi noi ci siamo fatti, concedetemelo, anche un mazzo così per far togliere una soddisfazione, per creare una bella storia. Fatemi aggiungere che Hikaru non era il solo tifoso che veniva dal Giappone, perché mi ha scritto un altro amico, Pietro, che è di origini italiane ma che vive in Giappone, che si è fatto le stesse 30 ore di viaggio e mi ha tenuto aggiornato nel suo viaggio della speranza, e anche lui si è dovuto vedere una partita non proprio esaltante. Quindi non solo l'amico giapponese, anche altra gente che fa tanti sacrifici per andare a vedere questa squadra. Potresti chiedere a Guido, non so se ricordi la questione scudetto, convenienza o meno. Guido, questa è una domanda grossa, te la spiego subito. C'è questa diatriba in città tra tifosi, addetti ai lavori, eccetera eccetera, sul fatto specifico che ad ADL non conviene vincere lo scudetto, gli conviene sempre rimanere nel limbo o meno. Io non riesco mai a risponderla in maniera proprio chiara questa cosa qui. Io sono convinto che ADL si potrebbe togliere un grande sfizio a vincere e poi magari anche mollare dopo, perché dice io ho vinto, voi non siete nessuno, eccetera eccetera. In termini pratici, perché non converrebbe? Per l'aumento poi dei costi? Ma a lui non interessa, cioè questo è l'errore, mannaggia la miseria, ma non ce l'ho con te, Costellina, perché quando i miei colleghi dicono no, ma lui vuole vincere, ma non voglio fare un attacco, chi che sia, poi non li nomino. Io l'ho conosciuto per lavoro, per il cinema, poi non è che poi conosce una persona, non conosce tua moglie tutta la vita, nella vita serve tutta una vita per conoscere qualcuno, però lui dal Napoli non è strutturata per vincere come società, perché vi ho detto, nello sport tu investi per ottenere risultati sportivi, ottieni risultati sportivi e rilanci, investi di più. Il Napoli ottiene risultati sportivi e in base a quello investe. È esattamente il contrario delle altre società, quindi non potrà mai vincere, perché non è mai successo nello sport che una società che ha questo tipo di a prescindere dall'esercizio del potere, tutte le banalità che potremmo dire pure noi e io per primo, però ho detto in tutto lo sport tu una squadra la costruisci come organico, come mentalità, come organico societario, cioè, e la costruisci con degli investimenti che sono risorse economiche e umane e vanno di pari passo. Il Napoli fa dettare i suoi risultati sportivi al contrario delle altre società. Quindi se fa il contrario, come può vincere? E siccome nello sport non vedete la Juve o il Real Madrid, tutti vincono in questo modo, a prescindere dall'esercizio del potere, un estremo indebitamento, o quello che questi sono i mali, perché poi dovremmo parlare di quello che è successo. Quindi diciamo le devianze si chiamano in psicologia, psicologia e sociologia, scusate, non psicologia, in sociologia. Però a prescindere dalle devianze, vediamo solo l'aspetto, diciamo, etico, logico dello sport. Si fa così, no? Se si fa così da 60 anni, arrivi tu, fai in un altro modo, non vinci mai, quindi non è una questione di convenienza, è una questione di progettualità, non è progettata per arrivare a vincere. È ovvio che poi la gente si sta a vedere Mario Rui ha sbagliato la diagonale, ma state a guardare il particolare, dovete vedere tutto quello che porta a avere un giocatore. Non ce l'ho con Mario Rui, che quest'anno ha fatto una stagione splendida, lo citavo proprio perché lo attaccano. Detto
Cosa porta una società a avere il rinnovo di Quadrado, un giocatore che anni fa non potevi permetterti tutta una serie di cose, invece se l'hai potuto permettere, ha fatto altri anni e quest'anno rinnova? E cosa porta una società a non avere neanche tra i titolari un giocatore come Quadrado? E cito un giocatore che non vorrei mai per il suo modo di stare in campo. Però è così, cioè nello sport tu investi per ottenere risultati sportivi, che siccome è sport non è detto che tu li ottenga, se no tutti vincerebbero lo scudetto. Però quella è la filosofia. De Laurentiis fa esattamente il contrario. Lui ha ridotto drasticamente, sta riducendo il monte ingaggi a campionato in corso con Manolas, pensate, Insigne, perché lui si deve riprendere i 2 anni di pandemia, non perché l'anno prossimo vai non va in Champions. Ok? Quindi come potevi vincere quest'anno se la squadra la stai riducendo già in campionato in corso e per l'anno prossimo? È molto, non so, mi rendo conto, è molto difficile far entrare questo. No, vabbè, questa è una di quelle cose che secondo me a fine stagione possiamo riprendere con più calma, perché è un argomento bello. Cioè, attenzione, però, non è un merita. attacco alla società De Laurentiis, perché io ho sempre detto che è sbagliato quello che fanno molti colleghi. Se tu hai questa filosofia, e quindi sei il presidente a questa filosofia, tu, Valerio, io, Rita, non siamo nessuno per dirti non fare questa filosofia, è sbagliata, chi sei. La cosa importante è poi analizzarla in maniera logica e coerente. Quindi io non attaccherei mai una persona perché ha una filosofia aziendale. Però se una persona poi mi dice, e con colleghi, il presidente vuole vincere, no. E lì no, lì metto un muro. Quindi attenzione, nessun attacco alla società. De Laurentiis ha la sua filosofia di vita, la sua filosofia aziendale, la sua filosofia personale, ed è la sua. Tu la devi solo analizzare, devi analizzare se quello che fa è logico e coerente con quelli che sono gli obiettivi. Allora, quando lui ha fatto i primi 3 quinquenni, erano logiche e coerenti. Quello che adesso io vi ho detto è diventato difficile è come riesco a valutare qualcosa che io non so, visto che tu hai lasciato nel buio il quarto e il quinto quinquennio. Sì, è chiaro. Perché se tu mi dici io adesso voglio rimanere nel mondo del calcio, io posso dirti, Valerio, che la sua gestione sportiva e filosofica e aziendale è perfetta, perché tu stai rimanendo nel mondo del calcio. Se tu mi dici io voglio vincere lo scudetto, no, il presidente per vincere andava fatto questo passaggio, questi andavano fatti. Se tu dici io spero di arrivare in quarta, è questo. Spero che adesso sia più chiaro. È chiarissimo, è chiarissimo. Infatti io per questo, quando parlo del famoso quarto posto, io dico a tutti gli amici bellini, a tutti i tifosi, dico, stare lì significa lasciarsi dietro Atalanta, Roma, Lazio, Fiorentina, è una vittoria per il Napoli, visto che non facciamo, che non, a bocce ferme non ci mettiamo al passo con chi... A Roma con Mourinho, con un'altra proprietà, l'Atalanta con un'altra proprietà che adesso sta a fine ciclo e si dovrà riorganizzare. La Lazio è molto simile a noi con la gestione Lotito probabilmente, quindi, sì, quindi è questione anche di annate eccetera eccetera. La Fiorentina è una di quelle analisi, di quelle variabili impazzite, perché ha una proprietà particolare che però sta investendo, sta guardando verso il futuro, perché ha cominciato a creare proprietà, strutture. Quindi il Napoli che arriva subito dopo quelle 3, io dico bene, quest'anno vuol dire che abbiamo fatto bene rispetto a quelle altre 5. Io sto riorganizzando, Guido, sarà solo qua. Le sorelle sono 5 e sono quelle sotto quelle 3. Io così. Però voglio specificarlo questo passaggio, per meglio. Quello che hai detto tu è assolutamente giusto, saggio e di buon senso. Tra l'altro ti faccio i complimenti, io poi ho recuperato delle mie notti insonni, la live che avete fatto, siete stati bravissimi, molto meglio di quando ci sto io, intelligenti, garbati, ironici, è stato veramente molto, molto piacevole dall'esterno proprio vedere, nonostante insomma una partita estremamente difficile, perché comunque è cocente una sconfitta interna con la Fiorentina. Il Napoli arriva secondo per distacco con 79 punti, con la Juve un campionato totalmente anonimo, ed è la quarta qualificazione consecutiva per la Champions, e ha come allenatore Ancelotti,
non abbiamo bisogno del top 10, e tutti i determinati tifosi nelle trasmissioni, pensiamo a quella ottima dell'eccezionale e garbatissimo Silvel Mere, ma noi abbiamo il top player, dicevano, no? I tifosi ce l'abbiamo in panchina. Com'è, a prescindere da qualche disastro arbitrale, come sia, che tu ti trovi da un secondo posto per distacco in quella situazione dove fai settimo, dove c'è un ammutinamento, dove non ti trovi con i conti, significa che prima, consideriamo una società, quella gestita meglio in Italia, una delle migliori in Europa è considerata, pensate, perché comunque noi guardiamo solo un aspetto, siamo miopi. Ecco perché oggi sono molto arrabbiato, perché oggi dice, ma come se ne esce questo? Noi oggi, fermando la Roma, è molto difficile, tranne un crollo di tutto, abbiamo quasi un piede e mezzo, diciamo, in Champions. Perché non stiamo vedendo a che costi andremo in Champions. Costi di avere un girone di ferro, e allora ci dobbiamo pensare prima, costi di avere una rosa che determinati giocatori partiranno da un anno zero. Elmas può esplodere come può avere bisogno di un anno intero di rodaggio, no? Allora tu devi guardare non solo l'organicità, ma un periodo che si ricollega a quello che hai fatto, quello che stai facendo e quello che farai. Noi siamo sempre molto bravi, spinti purtroppo da alcuni colleghi, al Gattuso out, a gettare subito tutto addosso a un uomo, perché è la cosa più facile, la cosa che dà ascolti, la cosa che dà click, ed è anche la cosa più semplice da analizzare, perché è quella che dà poi i risultati nel breve, non i risultati sportivi, nel breve periodo. Arriva un imbecille come Guido e dice guarda che serve questo, e la gente ti rifiuta. A fine stagione per me oggi sarebbe facile dire per vincere lo scudetto che cosa servivano? 7 cose qua, e faremo sempre lo stesso. E però la capacità è cercare di guardare quello che c'è stato, perché lo storico nello sport condiziona, ha un peso specifico, non è statistica. La statistica ti serve per studiare, ma nello sport c'è un elemento in più che non figura nei numeri, che è il blasone, la storia, l'esperienza, ecco, e la tradizione, anche le sfortune, il presente, e tutto questo ti serve per legarlo al futuro. È un'analisi più complessa, ma è necessaria, almeno più complessa per quanto mi riguarda, è più affascinante. Però se no, tutti possiamo dire Gattuso out, Spalletti out, ed è quello che poi succede, soprattutto nel calcio, di dare addosso allo spogliatoio, si è rotto lo spogliatoio e l'allenatore non è buono. Sono i due mantra che sentiamo da quando siamo piccoli, cioè. Sì. E quindi io sono preoccupato per il futuro, cioè, è chiaro, sarà bello andare in Champions, però io già sto pensando alla stagione prossima, una stagione, perché ti citavamo un anno di Ancelotti, perché quando sono stati fatti fuori determinati leader morali dello spogliatoio, noi avemmo 5 giocatori che li hanno sostituiti, che sicuramente erano bravi, carismatici, ma non come Albiol, Amsterdam, cioè. L'anno prossimo, attenzione, ecco perché sono preoccupato, tu perderai 5 leader morali e tu le chiavi della squadra le stai affidando a Zelinski e Koulibaly, che da un punto di vista umano sono persone sicuramente splendide, a cui noi vogliamo, soprattutto Koulibaly, un gran bene. Però quando le cose vanno male, quando la barca è in tempesta, e nel corso di 9 mesi e mezzo, più di una gestazione, sempre anche all'Inter è capitato, serve avere quel gruppo che mantiene, che non lo faccia durare tanto il momento della barca in tempesta. Noi per esempio quest'anno è durato quelle 9 partite, abbiamo fatto pochi punti, l'Inter un po' di meno. Attenzione che l'anno prossimo i giocatori che hanno più presenze del Napoli sono Koulibaly, Zelinski e Mario Rui, perché perderai Mertens, che ne dicono adesso i siti, biennale, come si chiama, però si prende in giro la gente. No, Mertens se ne deve andare lui se resta Spalletti, perché poi diventa insostenibile. Non c'è nessuna, io ve lo dissi, e lì invece doveva, perché lì non posso proprio essere accusato di nulla, perché lì doveva parlare solo il cuore, perché il cuore mi doveva condizionare a dire cose. Io ho detto ragazzi, col cuore in mano io posso sperare questo, ma vi dico che farà pochi minuti da questo momento in poi, perché ormai è lì è amore. Io
testimonio proprio il mio amore sportivo umano, mi perdonerà la Sicilia, lei è l'unico per Mertens proprio sviscerà, e quindi pensate quanto mi è pesato dirvi questa cosa qui, ma lo dico per protezione, cioè per prepararvi psicologicamente a una grossa delusione. Cioè il finale di Mertens è un finale indecoroso. È uscita un'intervista a Totti, che è il più grande talento italiano degli ultimi 25 anni, uno dei più grandi della storia, e che ci insegna a dire: ragazzi, giocare pochi minuti, soprattutto alla mia età, significa non trovare mai la condizione. E vi ha detto una cosa, sono uscito abbastanza contento da questa intervista, perché vabbè, almeno non racconto cazzate alle amiche e agli amici bellini, che vi ho detto, attenzione che un fuoriclasse rimane sempre fuori classe, però purtroppo diventa più lento. E lui diceva: con la testa io facevo le stesse cose che facevo prima, però arrivavo un secondo dopo, mezzo secondo dopo, e questo era frustrante. Basta mezzo secondo, stiamo parlando di Serie A, non stiamo parlando del campetto, è tutto lì. Ho detto, però ho detto, più non giocavo e più quel mezzo secondo e più era frustrante. E lui ha detto poi una cosa bella: spero che Ibrahimovic non faccia la fine di Totti da suscitare pena e compassione in panchina. E l'ha detto Totti. A proposito di mezzi secondi e di distanze eccetera eccetera, Alessandro ci chiede: Osimhen scappa troppo o la squadra non lo segue? Sì, parliamo un po' di tacca. A me non sta piacendo come gioca il Napoli nelle ultime 10 partite, ce lo siamo detti. Alla fine è crollato in tutti i numeri di riferimento, eppure è uscito dalle coppe. Quindi la settimana tipo sta facendo tante partite senza il possesso palla, dove prima aveva il 61%, anche oggi il 49%, e la Roma ha giocato giovedì. Pochi tiri, ma soprattutto quello che io vi dicevo, poca continuità durante la partita, cioè un'azione, poi molto tempo prima di un'altra, poi molto tempo prima di un'altra. Abbiamo passato momenti con un sistema di gioco 4-2-3-1, 4-3, quindi non è un sistema di gioco, non è di uomini, è proprio l'atteggiamento in campo, ed è vero, si sembra sempre più un corpo avulso, e non avremo mai lo sfizio di dire però insomma Osimhen e Mertens insieme, perché ormai è staffetta e ne saranno 3 partite alla fine per poter farti cambiare se andranno bene o male. Alla fine c'è stato tolto anche oltre che il gusto di vederli insieme, c'è stata tolta la possibilità di valutare se effettivamente tatticamente e tecnicamente potevano essere un plus valore. Sono troppo pochi minuti. Rifiuto questa cosa che dici, perché io l'ho visto già con Gattuso, e quindi quando si fa l'analisi dei 170 e rotti minuti che hanno giocato quest'anno insieme Mertens e Osimhen facendo cose ottime, io ci devo aggiungere anche le volte che lo abbiamo visto insieme Mertens e Osimhen con Gattuso l'anno scorso, e ho visto cose ottime, quindi per me io non ho bisogno della controprova. Attenzione, stavo in maniera, come diciamo, galante da gentiluomo, cancellando come se non ci fosse stato Gattuso out. Fai bene. A fine stagione poi facciamo la puntata guida, vediamo tutti i numeri di riferimento. Tu sicuramente la farai ogni mercoledì, è già stata fatta, me lo ricordo perché vi vidi un mercoledì e uscirono cose bruttarelle, nel senso che quando il Napoli andava meglio di queste partite i numeri di Gattuso erano nettamente superiori, soprattutto in attacco, e il lavoro che fanno Sasà, Antonio, il mercoledì, ragazzi, è di altissimo profilo, cioè non è qualunquismo. Ma io stavo quasi, insomma, per un atto di bontà. L'ho notato. In questo momento, perché non voglio infierire. Però, insomma, la squadra... Io te l'ho detto in privato che oggi vado io più in difficoltà, e capisco quindi questa tua delicatezza anche per darmi una mano, che è una cosa che ti ho chiesto. In questo momento io sono in grossa difficoltà e spero di rimanere il più lucido possibile, perché in un campionato così mediocre si poteva approfittare probabilmente dell'ultimo anno di un Mertens così in forma, e non è stato fatto, e questa cosa io faccio difficoltà a perdonarla. Allora, c'è un sito che ha scritto, no, che ha ignorato, ne parla sempre male, poi ha ignorato la paternità, ci segue, mi segue, quello che poi ha scritto: non è solo perché uno è diventato padre che gli bisogna rinnovare il contratto, parentesi, auguri. No, chiariamoci, non è che perché Mertens è diventato padre o ha nominato Ciro Romeo
o perché ha fatto 145 gol, cioè andava rinnovato per quello che farà l'anno prossimo. Chiariamoci, non riconoscenza, non elemosina, non l'aspetto umano. Che Kate e Driss abbiano fatto questa scelta, sono fatti loro, ci commuovono, ci gratificano, forse non lo meritiamo, ma teniamolo fuori dal campo, chiariamoci, ok? Per quello che può dare e poteva dare, e da un punto di vista tattico in campo, della qualità, da un punto di vista tecnico delle giocate, perché ancora le sue giocate sono giocate decisive. Poi non è Cristiano Ronaldo che un tiro un gol, ma non è mai stato, però in una squadra come Napoli rinunciaci. E infatti è folle, perché dico, se Napoli oggi avesse giocato benissimo, tu puoi dire, ah, mister fa le sue scelte, però che gli puoi dire? La squadra sta giocando come un orologio svizzero, 30 tiri, sta dominando, ha preferito Lozano, poi il sostituto di Lozano, o meglio di Politano, Lozano non l'ha fatto staffetta. No, ha giocato malissimo, scollegati tra le parti. La Roma entrava da tutte le parti. Quante volte, anche se Koulibaly continua ad andare a funghi e prendersi ammonizioni, ma quante volte poi per un alluce ci ha salvato un gol, un calcio da... Quindi con una squadra che gioca così male, tu un fuoriclasse, semi fuoriclasse, mezzo fuoriclasse, tieni e gli fai fare 7 minuti. Non mi sta bene. No, nel senso, non è il Real Madrid, dice, ce n'ho tantissimi, eppure loro quando non c'è Benzema lo senti la mancanza. Uno teniamolo, non lo metti in campo e beh, è un suicidio. Ad Angela rispondo io velocemente: come vedreste Petagna vicino a Osi, Andrea recupera i palloni e passa a Victor che va in porta, visto che Spalletti non vede Mertens vicino a Osi. Come non vede Mertens vicino a Osi, è difficile che veda Petagna vicino a Osi, almeno per quanto riguarda la formazione iniziale. Poi se le cose vanno male è chiaro che ogni allenatore prova a cambiare le carte in tavola e ad aggiungere. Poi mi sembra abbastanza lineare Spalletti nelle sue sostituzioni. Il Napoli in vantaggio mette difensori, il Napoli in svantaggio mette attaccanti, ce l'ha dimostrato così. Poi aggiungiamoci che Petagna è in recupero, quindi non sta in grande forma, ne gioca uno alla volta, si può dire tranquillamente. Sì, il punto è che, ripeto, doveva dare un surplus. Io insisto molto su queste cose. Tu in Coppa Italia sei uscito subito e ricordiamoci, il Napoli era in vantaggio di un uomo e non è riuscito ad andare in vantaggio, no? Poi abbiamo avuto una doppia espulsione, però era 11 contro 10 ed è 1-1, con giocata clamorosa di Mertens sia per il gol che per l'espulsione guadagnata. In Europa League l'hai fatta molto mediocre, sei arrivato secondo e ti è beccato il Barcellona, perché gli dei del calcio ti hanno punito, come stanno punendo queste maglie sempre più brutte, la maglia della Juve dell'altro giorno. E non è contro la Juve, nel senso è che è proprio brutto. Ma ho detto lo stesso del Milan, quella maglia. Stiamo superando la seconda versione della camouflage del Napoli, che veniva ribattezzata in un modo che non dico per non far prendere una cosa a Valerio, perché prendemmo una multa perché l'avevamo copiata e quindi ci fu una seconda camouflage che veniva ribattezzata in un modo, ma ne stiamo peggiorando, cioè quella che secondo me era il punto di riferimento di bruttezza assoluta delle maglie è stato ampiamente superata quest'anno dal Milan e adesso dalla Juve. Quindi le idee del calcio se la stanno prendendo, perché ha detto ok il marketing, ma anche il marketing nella seconda mano falla bella, cioè io rimango un seguace di Ritorno al futuro. Doc, ma tu hai costruito una macchina del tempo con una DeLorean, dovendo fare una macchina del tempo, perché non farla con una bella macchina? Volete fare 10 maglie? Fate 10 maglie bellissime, ok, non sono più legato al calcio romantico, una maglia o una, 11, ma fatele belle di tutte le squadre, cioè, perché dovete far brutte? Signor Guido, lei riprenderebbe Benitez? Ma ne parlammo già, è chiaro, ma Benitez, se gli dai la possibilità di fare veramente un progetto strutturato per la società e non per la squadra, e quando se ne è andato, Benitez lanciò la sfida dopo un 1-4 in Germania, ai quarti di finale di Europa League, dove lui disse voglio vedere il business plan, poi è stato crocifisso, poi uscimo col Dnipro in semifinale. Ragazzi, non avere il museo, per dire, fra un po' a novembre sono 2 anni dalla morte di Maradona,
È una sciocchezza, però ripeto, noi quest'anno cosa possiamo dire? Che ci vede nettamente migliorati rispetto all'anno scorso, che faremo dal quinto al quarto posto. Ok, tra l'altro bastava solo l'arbitraggio col Cagliari, cioè noi l'anno scorso siamo arrivati quinti per un punto. È vero che ci è costata la Champions, però alla fine c'è un quarto e mezzo, siamo un quarto posto e mezzo. Però ho detto tutto il resto, che cosa puoi dire? In questo la squadra o la società o l'ambiente, anche l'ambiente dei colleghi, diciamo, che ha portato ad avere delle conferenze stampe sempre più interessanti, scoppiettanti e anche più argute. All'inizio eravamo in sintonia, scrivevo di più, conto anche mia, però poi siamo a tutto il girone di ritorno di una banalità incredibile, con secondo me l'apoteosi quando siamo usciti dall'Europa League, ma questa sconfitta mi può, ecco, la domanda non l'accetto, per me non l'accetto perché poi non fa crescere l'ambiente. Allora Benitez, ti rispondo, per fa che? Non è un uomo solo al comando, perché sennò poi sembra che uno è pro o contro. Benitez per fa che? Se Benitez, che è stato tradito dopo 6-7 mesi, dice io ti seguo e per 3 anni non ti rompo le scatole, chiaramente non è che perdi 20.000 partite, perché guardo un progetto a lungo periodo, dove non è che ti dico che devi vincere lo scudetto, però dopo 3 anni posso dire che queste cose che prima non avevo, che può essere il centro sportivo, questo, là, sono migliorate, sono cresciute. Noi non dobbiamo vedere il quarto posto. Ecco, allora Benitez come Mister X per avere un triennio dove a fine del percorso che vince o meno lo scudetto comunque hai 4-5 elementi sportivi, societari e aziendali che sono migliorati, sì, questo noi dovremmo capire nelle nostre menti, cioè avere un orizzonte ampio dove tu ti fissi degli obiettivi, li raggiungi o meno, ma anche se non li raggiungi tutti, dici parto da più 3, ne dovevo raggiungere 7, ne ho fatti purtroppo solo 3, viene un altro, ma non parte da 0, parte da 3, ne farà 2, sono diventati 5. E noi siamo sempre al punto di partenza e diventa anche noioso poi dire è il centro sportivo, la scugnizzeria, lo stadio, però sono 18 anni. Guido, c'è questo tifoso romanista che è chiaro che è capitato no, è capitato qui e ovviamente per caso l'algoritmo avrà cercato Napoli-Roma, non ci conosce assolutamente e tra l'altro ti dico Cobila, tenevo un messaggio tuo salvato che a cui volevo far rispondere Guido, ma purtroppo è pieno di male parole e quindi non te lo leggo. Ne ho preso giusto questo. Qualcuno sì, soprattutto un paio di colleghi grossi lo vogliono. Io quando Napoli prese Sarri scrissi una cosa, con Sarri a febbraio saremo fuori da tutto e siamo sempre stati fuori da tutto. Vi ricordo che noi siamo andati a giocare con 4 punti di svantaggio a Torino. Stiamo sempre a fare l'albergo, 4 punti, abbiamo vinto, -1, non eravamo padroni del nostro destino. Quello che abbiamo fatto prima ci ha condizionato, dovevamo andare a giocare con 2 punti di svantaggio. Attenzione, che quello che vale adesso, vincere 10 partite finali, a parte che Napoli nella storia dei campionati a 3 punti una sola volta ha vinto 10 partite, il terzo anno di Sarri, a cavallo tra il girone di andata e il girone di ritorno, è diverso vincerli in quel momento piuttosto che alla fine, perché alla fine contano veramente le partite, cioè rischi di arrivare a vincere lo scudetto e lì ti voglio vedere. Quindi quella partita, per quanto mi riguarda, Valerio, la penso, sono l'unico dei 8, 9, 80 miliardi di tifosi, non so, di tifosi del Napoli, che pensa che quella partita non valeva nulla. L'abbiamo vinta, che cosa è valso? Nulla. Alla fine, se tu ci vai, nulla. Ma Orsato, no, prima, gli errori di prima ti dovevi incacchiare. L'errore di Lazio-Juve ti dovevi incacchiare, no? Quindi, a me interessa vedere quando pesa veramente la partita. Quindi Sarri, per quanto mi riguarda, e non lo sto giudicando dal punto di vista umano, delle sue dichiarazioni, delle contraddizioni, del giurio del Loco in 80 giorni, della Juventus, della Lazio di destra, cioè dal punto di vista calcistico. Perché poi io mi auguro che Marek quest'anno vinca il suo primo scudetto, no? Ho detto con il campionato turco. Ma vanno via tutti da Napoli e vincono qualcosa. Ma come? Erano senza carattere. Dice, vabbè, non è un solo giocatore, però Albiol, vecchio, 36, che non dobbiamo guardare al passato, perché ormai si è andato via. Però si vede che qualcosa nella società manca.
è la società che dà lo spirito giusto, che dà perché come non erano buoni, è chiaro che non è Jorginho che vince la Champions League, è in un organico, una società fortissima. Però Albiol, per esempio, è il capitano del Villarreal e non è che era lì da 20 stagioni. Per dargli la fascia significa che hanno trovato dei valori umani, tecnici e carismatici di saggezza che dire te lo meriti anche se sei l'ultimo arrivato. È un po' come fece Maradona con Bruscolotti, non paragoniamo Dio a grandissimo Albiol. Che cosa fa il primo anno? Quello là ti va a vincere l'Europa League e quest'anno il Villarreal ti fa una Champions League di altissimo profilo. E quindi, ma come? Ricordiamoci che non era buona a nulla, la postura, come si chiama? E li ha insegnato il maestro Sarri. Il maestro Sarri nella Lazio quanti costi? I Come sta fondamentali. segnando Lazio? Sta bene a Roma, sta bene. Emirek Inquisitore, credo che qua ci sia proprio un problema serio di comprensione. Quest'anno l'Inter aveva l'obiettivo quarto posto eppure probabilmente vincerà lo scudetto. Di quale progettualità? Non credo si possa analizzare così il calcio. L'Inter viene da uno scudetto che non ha vinto per caso, ha vinto con parecchi punti di distacco su seconda, terza e quarta, quindi già di base parte con una struttura che è vincente. Poi è chiaro, perde Lukaku, mette Dzeko, perde Hakimi, mette Dumfries e la Juventus parte con Cristiano Ronaldo, quindi al massimo si potevano giocare primo e secondo posto, ma queste due partivano per vincere lo scudetto. Subito dopo il Milan poi c'era Atalanta e Napoli da classifica, credo io, Guido, per noi parliamo sempre di percorso. No, non so in quale universo parallelo l'Inter partiva per il quarto posto. Cioè, veramente strano sto messaggio. Non lo so, ma l'Inter sta prendendo un ciclo, ragazzi. Marotta pure a Milano la vogliono, la stella del 20° scudetto. Cioè, diventa difficile commentare questo messaggio, perché se tu vuoi commentarlo, mi sembra, non so se è ironico, se veramente gli universi paralleli sono teorie affascinanti sia della letteratura di fantascienza che del cinema. Oggi ho visto che il Napoli è settimo per punti nella storia della Serie A, è sotto la prima Juve, seconda Inter, Milan, Roma, Fiorentina e Lazio. E questo è un dato interessante che ci deve far riflettere su tutti i discorsi dei sorelle e sorellastre di cui si parlava. Allora, sì. Quando io vi dissi negli ultimi 128 giornate, che è un arco temporale grosso, e quindi è Ancelotti, Gattuso, Spalletti, il Napoli ha realizzato 241 punti, quando prima era secondo, nettamente distaccato dagli altri, e la prima era Juventus. La prima di queste 128 giornate, in realtà 127 per l'Inter, è l'Inter che ne ha 272. Poi c'è la Juventus 261, 253 Milan, e l'Atalanta 248, Lazio 229 e Roma 226. Non è, ve l'ho riportato spesso questo specchietto, cioè dire che quando io dicevo noi partiamo dalla quinta posizione, cioè negli ultimi anni sto prendendo un arco temporale di 128 giornate che sono 3 campionati e mezzo, tantissimo, se lo riduciamo il Napoli è quarto, prendiamo solo gli ultimi 3 gironi, no? Dal 2021 in poi, quindi noi ci siamo ormai abbassati, collocati alla quinta posizione. Nello storico che citava l'amico Bellino, effettivamente siamo dietro società, però ho detto è meglio fare un calcolo nei campionati a 20 squadre, le regole 3 punti, poi se prendiamo tutta la storia del calcio, però io direi che nei confronti metterei una linea non solo nella nascita del campionato del calcio industriale o finanziario, ma del campionato a 20 squadre con la regola 3 punti, perché cambia moltissimo un campionato a 16 squadre, ragazzi. Non è che dice sono poche squadre in più, no, cambia tantissimo. Quindi partiamo che noi non siamo più la seconda, non siamo più la terza forza, non siamo più la quarta forza del campionato. Perché, dico, Guido, i tuoi colleghi dicono non mi interessa, loro sono liberi di dire quello che vogliono, ma ci mancherebbe, e la gente è libera di ascoltarli, di crederli. Non è a gara chi è più bello, più bravo, più intelligente, tutti li possono dire,
Io faccio tanti studi, questo è il più banale, e detto intanto non puoi ignorare il fatto che stai indietreggiando, che negli ultimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gironi, una sola volta il Napoli ha fatto più di 40 punti, 43 di Gattuso, che sono stati visti come un fallimento, Gattuso out. Però perché non abbiamo visto che i precedenti 4 gironi, nei precedenti 4 gironi il Napoli non ha sfiorato manco minimamente 40 punti, perché ne aveva fatti 35, 24, 38 e 34. Quindi per Napoli fare 40 punti, ragazzi, adesso diventa un sogno. E vi ho spiegato che 38-44, dice, ma sono solo 6 punti. È tantissimo con male quel gap. Vogliamo a vedere, allargare i nostri orizzonti, non così dietro nel tempo, tutto lo storico del calcio. Ragazzi, io vi anticipo che siamo quasi in chiusura. Sto continuando a prendere dei messaggi, io me li salvo mentre li leggo e mentre Guido risponde. Voglio dire, poi lo devo dire domani nei vari video di analisi tattica, tra l'altro, che stanno esplodendo dei bot, cioè dei robot, dei messaggi automatici, sia nella chat qui a fianco a me, sia nel canale Telegram. Stanno succedendo delle cose, vuol dire che l'algoritmo che ci riconosce e che ci appioppa delle cose che non mi riguardano, quindi attenzione sempre ai messaggi automatici, sono facili da riconoscere. Pigliamo qualche altro messaggio in chiusura. Enzo ti chiede, potresti spiegare come mai se Osimhen ha sempre 2 marcatori o 3, giocando in 11 entrambe vuol dire che 1 o 2 giocatori sono sempre liberi e noi non li sfruttiamo. Guida, è un po'... Perché l'abbiamo detto, siamo molto distanti tra le parti, disordinati. Esatto. La Roma ha fatto un gol alla pallanuoto, no? Senza avere l'uomo in più, però andando su quello che è nel basket, scusate se io mischio di sport, però avendoli amati, frequentati e studiati un po' tutti, poi a volte, tra l'altro adesso spesso nel calcio vanno a studiare gli schemi dei blocchi sui calci d'angolo, nascono dal blocco che si fa nel pick and roll per liberare il tiratore dal tiro dall'arco, no? Ecco, la Roma l'ha fatto e quindi gli è arrivato all'uomo libero sul lato debole del Napoli, ha fatto gol, giustissima osservazione, ma come lui se ne porta 2, 3 appresso, perché comunque ti tiene impegnato un reparto, e perché non c'è nessuno. Il Napoli, quando ho detto, è disordinato in molti momenti della partita, è questa giusta osservazione, disordinato, perché invece dovrebbe sfruttare disordinato e soprattutto non è continuo. A volte si sbaglia, che si crede che quando tu stai perdendo devi mettere molti attaccanti, invece tu devi rinforzare sempre il centrocampo per dare una pressione, come faceva il grande Barcellona di Guardiola, no? Che recuperava sempre palla in meno di 6 secondi, perché tu puoi avere anche 6 attaccanti, ma se poi come alla fine butti palle davanti oppure non fai nulla. Ha detto Napoli sta giocando male, ragazzi, dobbiamo dirlo. Ha detto a me, ma ha vinto delle partite, perché poi dobbiamo analizzarle queste partite, nel senso che quando io vi ho detto i 2 argomenti che non interessano nessuno, che invece sono oggetto soprattutto il secondo di studio da parte mia, vogliamo parlare della lotta della retrocessione, prima giornata di campionato con Valerio, vi dissi. Vogliamo andare, poi la vediamo la prossima volta, mi faccio lo schemino di tutti gli anni. Vogliamo andare a vedere quanti punti hanno le squadre, hanno meno punti degli altri anni, dobbiamo recuperare delle partite, quindi perciò non lo sto facendo. È ancora incompleto, sì. Cioè, ragazzi, per farvelo capire, l'Empoli sta aspettando, perché noi perderemo a Empoli, no? Ce l'ho qua. Cioè, io ero sicuro della sconfitta fiorentina dell'Empoli, pareggio. L'Empoli non vince dalla partita al San Paolo. Sono 16 partite che l'Empoli non vince. Voi dici, Guido, ma che ce ne frega? Ma vi pare normale? Cioè, per dirvi, l'Empoli ha fatto 7 punti nel giro di ritorno. Peggio ha fatto solo il Venezia 5, è la penultima. E non vince dalla partita Napoli-Empoli. Poi pareggi, sconfitte. Voi dite che ce ne frega, ma vi pare normale che una squadra che in 16 partite non vince più, fa solo 7 punti, non venga non risucchiata, riportata giù? Non deve retrocedere a processo. Non la vedono nemmeno col binocolo. Perché è altro che quello si salva, il Napoli può ancora, oggi ho sentito un attimo una trasmissione, può vincere lo scudetto, ma l'Inter quante partite deve perdere?
5 in 5 partite, ma facciamo le persone serie, non induriamo i tifosi. Allora l'Empoli non la vedono col binocolo perché il Genova, quello 22, 19 la Salernitana, cioè la lotta per la retrocessione è bassissima, quindi vincere con l'Udinese, vincere col Genova, no, massimo rispetto per queste squadre, non è di diritto, lo deve fare per forza. Sì. Perché quello è il campionato italiano. Se una squadra si può prendere il lusso, non il girone di ritorno, anche le ultime partite del girone andate, di non vincere più e sta salva in carrozza, vincerà col Napoli e perderà le ultime 3 partite, ne pargeranno un'ultima, farà 4 punti come si chiama lì ed è già salva. Ma non è normale, c'è un campionato non competitivo, di nullo ed è sempre più bassa la quota della lotta alla recessione, a dispetto di quello che si racconta e poi non viene mai analizzato. Invece noi abbiamo un serio problema, che la competitività è sempre più bassa ed è uno dei tanti parametri, le plusvalenze, la Juventus, gli arbitri, l'area, che ti hanno portato a non far parte dei mondiali. Perché, per dirti Valerio, l'Italia negli ultimi 4 mondiali, 2 è stata eliminata subito e 2 non c'è andata. Qua facciamo come il fatto del Napoli nel campionato, lì ha vinto. Noi non siamo più una squadra da mondiale, c'è una squadra che ha un glorioso passato alle spalle a 4 titoli, ma in 4 mondiali, 4, non conta nulla perché è stata eliminata ai gironi 3-4 mondiali fa e negli ultimi 2 non c'è andata, con un girone semplicissimo, quindi figlia di un campionato che vive sugli allori dei ricordi, ma perché tutti questi elementi che non sembrano interessare nessuno, e questo è uno dei più importanti della lotta per la retrocessione, di squadre scarsissime che non lottano e che hanno addirittura possono abbandonare il campionato alla 16ª del girone di andata. Non va bene. Bellissimo il messaggio di Jacopo. Sono 7 sorelle, ma il Napoli è figlio unico. No, questa è bellissima, questa è appena... Ah, ti sei frizzato un attimo, non so se sono io o se sei tu. Questa è caduta la linea, è subito sotto di risultatristi di Fabio, cioè sì. È medaglia d'argento assoluta. Questa è... Se la gioca per me con le partite che come tagline del canale, le partite che si vincono da solo. 7 sorelle. C'è stato un momento di linea. Nel frattempo che recuperiamo Guido, che sicuramente... Ah, ecco, l'ho rivisto in movimento, eccolo qua. Sì, ti vedo, ti sento, ti muovi. Ok. Frank Parziale, che devo ringraziare sempre in maniera particolare. Buonasera fratello mio caro, a tutti gli amici bellini e al signor Guido. È meglio che non dico niente, spero che avete passato una buona Pasqua. Sempre Forza Napoli, vi voglio bene. È solo un messaggio di affetto e di presenza, perché Frank si è fatto secondo me il minutino di collera, Guido. Però io voglio lanciare un messaggio di gioia, no? È vero che non si vincerà nulla, tante cose brutte, io sono stato severo questa sera, giustamente l'ho stato molto di meno altre sere, però pensate questa magia che ci avete regalato tutti quanti, perché è stato un lavoro di squadra. Chiaramente Valerio, una credibilità che si è costruita nel corso di quest'anno, un pizzico, ma proprio lo 0,5% potrebbe essere stata lanciata da me. Tutti voi avete fatto un lavoro meraviglioso. Se non fosse stato per questo lavoro di quest'anno, quel messaggio privato di Valerio non avrebbe avuto nessuna risposta, perché rompere i piatti fa rumore e fa ottenere 150.000 visualizzazioni, ma non porta uno straniero giapponese poi a essere ospitato in maniera molto 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 lasca, ma non per demeriti dei giocatori. Cioè, quello che è avvenuto in settimana è la pagina più bella della vita che ti regala lo sport, no? Di unire le persone di razze diverse, di religioni diverse, di nazioni diverse. E questa è la cosa bella, questa è la cosa che dovrebbe renderci orgogliosi di essere napoletani. Quindi non vi prendete minimamente collera, siate orgogliosi, perché è merito di tutti quanti. Poi c'è chi l'ha portato fisicamente con la macchina, sono stati carinissimi molti giocatori. Il migliore
il professore Mario Rui, addirittura ha salutato Valerio, perché seguono e la qualità, purtroppo la qualità non paga tantissimo in termini di numeri, ve lo dice uno che si occupa di tutte e due le cose, anche di cinema, ma se io volessi tantissime persone, le ho avute pure nella vita, farei monnezza. Domani farò Effetto Notte di Truffaut, che è uno dei film più belli della storia del cinema, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, che è l'eccellenza mondiale per quanto riguarda il cinema. Si tratta di scegliere un percorso nella vita, quindi oggi non c'è minimamente tristezza, non c'è minimamente collera, ma c'è una grande gioia umana, sporcata da una prestazione sportiva, un risultato deludente. A me dispiace soprattutto per il nostro ospite, perché che cavolo, tornerà sicuramente con tanti amici in più, con tante gioie e anche esperienze culinarie in più, però che cavolo non ha visto un'esultanza. E per lui non è la stessa cosa venire a Napoli, sia da un punto di vista degli ore, ma il costo dell'aereo dal Giappone, tra l'altro si fanno molti scali, è proibitivo, poi non è mai elegante parlare di soldi. Quindi oggi lasciate veramente, non perché siamo sotto Pasqua, perché quello che ha fatto il canale, e quindi tutti voi, e Valerio il vostro portavoce, è magico. Assente la società, ne parleremo a fine stagione, perché tra l'altro non è uno sconosciuto, tu non hai nessuna paura che se un nostro giocatore fa una foto con lui dopo 2 giorni esce scritto Clan dei Casalesi fa una foto con Gulam, cioè è un personaggio abbastanza virale nel mondo. No, ma bisogna, oggi come oggi bisogna stare molto attenti nel canale. No, ma hai ragione, specialmente quando uno si presenta lì e c'è l'incredulità. Chi sono questi che vogliono? Perché, cioè, dai, si capisce e si vede anche dal modo in cui uno si presenta. Non ti presenti né da straccione, ti sei presentato da come sei, uno vestito giapponese, quindi indiscutibile, vestito da tifoso del Napoli, Antonio vestito in abiti borghesi normali, e quindi senza nessun dubbio di poter essere scambiati, eccetera eccetera. Va bene essere prudenti, ma insomma. Sì, tra l'altro io non posso avere, perché insomma andiamo nel metafantascientifico, nell'universo parallelo, quindi la butto così. Ho visto un sorriso meraviglioso di Lorenzo Insigne, che mi riempie più di gioia di quello di Mertens, perché quello di Mertens me lo aspetto in ogni momento, pure quando prendi calcio. Allora io mi ricordo gli anni d'oro di Carletto Giuliano, che era un fuoriclasse, non a caso tutti parlano bene, non perché è defunto, ma anche quando è in vita, no? Era un funambolo, il capo, e lui ha inventato la figura dell'addetto stampa, capo addetto stampa a Napoli. Moggi si è messa a piangere al funerale, a una società assente del Napoli, quando c'è stato il funerale, ma lacrime vere di commozione, perché era ironico, per abbracci, sapeva fare, avere rapporti di buon vicinato. E gli anni d'oro di Maradona, comunque lui, oltre che stemperava, comunque la società era pronta a fare colloquiare i giocatori con chiunque, anche con l'ultimo dei tifosi. E questo alla fine, secondo me, valse come energia, come punti, molto più dell'urlo Cozzaro Champion. E chi lo sa se Insigne, se avesse avuto un rapporto più umano con alcuni come questi tifosi, come può essere un Fabio Versatile, che è un ragazzo d'oro, come questo di Copio, no? Che pensa viene dal Giappone, faceva 2 palleggi con Lorenzo, un rigore a Ospina, chi lo sa se l'avrebbe caricato di un buon umore, togliendolo in carattere, non si cambia, no? Non lo possiamo sapere. Possiamo sapere che però questo atteggiamento estremamente chiuso della società non ci ha fatto nulla, questo è sicuro. Cioè, quel sorriso, innanzitutto umanamente mi ha fatto molto piacere, perché l'ho visto proprio sincero, e che da Insigne vale il doppio, e sapete quanto vogliamo bene a Mertens. Però mi è rimasto questo dubbio, un dubbio irrisolto, perché non è manco l'interrogativo retorico, come si dice in genere. Andrebbe trovato un giusto mezzo. Resta Lonta, che l'unico allenamento a porte aperte è quello punitivo dopo il ritiro, per far prendere i fischi in 18 anni. Una sola volta, per volere di Benitez, si sono aperte le porte del San Paolo per l'allenamento, per mostrare la Coppa, Supercoppa appena vinta, e fu una festa. All'epoca Marotta e gli altri erano la Juve e dissero subito: a Napoli si vede che non lavorano mai, perché tutte quelle persone
allo stadio per festeggiare un trofeo, me lo ricordo ancora. Tratto sempre bene tutti, anche gli juventini, però quella frase mi è rimasta. Me la ricordo, ho detto. E quindi i due allenamenti a porte aperte, uno era festeggiare per volere di Rafa Benitez un trofeo per omaggiare la tifoseria, la squadra, e l'altro fu fatto appositamente da Laurentiis. Troppo poco. È giusto tutelare, è giusto mantenere concentrati i giocatori, è giusto essere prudenti con i tempi che corrono, perché poi figuriamoci, no, i rototari scaldaristici subito si butterebbero, se tu, però c'è anche uno staff, ti prendi qualche giorno per controllare. Ad esempio andrebbero fatti degli incontri con i club storici, con una delegazione dei club storici, sono storici. Mio fratello mi faceva notare, noi non chiediamo mai nulla, per dirvi, mio papà c'ha 82 anni, non l'ho mai visto in questi termini, dice papà ha quasi gli anni del Napoli, cioè veramente ha visto il Napoli i primi anni, da sempre. Infatti vi dicevo, c'ha delle foto proprio quando, negli stadi prima del Vomero. Qual è l'attenzione con dei tifosi anziani del Napoli, con dei tifosi che hanno 30 anni di abbonamento, una medaglia, un gardialletto dorato, va ricucito il rapporto. E ripeto, è giusta la prudenza, soprattutto con i tempi che corrono, però c'è uno staff, soprattutto una persona garbata e incensurata, la controlli. Andrebbero fatti degli appuntamenti mensili con delegazioni pulite, in particolare con i giovani tifosi che non hanno mai visto nulla, non hanno visto Maradona, non hanno visto trofei, perché immagino quanto li rendi felici, visto che non possono godere di trofei, falli gioire, falli passare un mezzo pomeriggio con i loro beniamini. Questo episodio del nostro grande amico venuto dal Giappone è un'onta, secondo me, per la società, è una grande vittoria del canale. Ve lo dico, adesso farò arrabbiare Valerio, avrei preferito il contrario. No, ma anche io, perché avere la risposta di Gulam è stata un'emozione per me. Proprio io mi sono sentito, mo ci vuole il discorso dei supereroi, veramente mi sono sentito un supereroe in quel momento, però non doveva pensarci tu. No, Gulam avrebbe dovuto risponderti: Carlo Valerio, sei grandissimo, ma la società già ci ha pensato, domani è il nostro ospite. Quella doveva essere la cosa. Sarebbe stato no. Esatto. Le coppe non tutte sono state prese dal fallimento, sono alla Filmauro a Roma, alcune credo a Castelvolturno, perché la sede sociale ufficialmente, essendo la Filmauro la società che controlla, come la Juventus controlla l'universo, diciamo, molto più grande, sono lì. So che De Laurentiis non ha, come esempio, non fa parte del fallimento, non è stato rilevato il centro di soccavo, quindi alcuni trofei anche minori sono andati buttati, sono stati rubati, non abbiamo manco tutto, perché poi comunque ci sono a volte trofei di tornei estivi, di tornei, però sono divisi tra Castelvolturno e Roma, la Filmauro, cosa molto sbagliata, perché tu dovresti avere una sede in città. Perché se Di Coprio viene e vuole vedere quelle tre cose e non le può vedere, non sa dove andare a probabilmente sono contenute al Museo Maradona, io non me ne sono accorto. Non c'è. Polli ci ricorda che siamo a 440 like. Visto che Mertens non può raggiungere i 150 gol, raggiungiamo i 500 like, giusto, tondi in modo tale che dove non può arrivarci il Napoli arrivate voi? Li avrebbe raggiunti tranquillamente Mertens l'anno prossimo in ciabatte con la sigaretta, e lui non fuma, 15 gol in stagione li fa, ma li quella fa di Lorenzo ogni tanto. Sì, però ovviamente se tu fai 5 minuti, 7 minuti a fine partita, insomma, diventa io ve lo dissi, molto difficile che possa, perché so quanto serve per fare un gol.
più facile i 440. I 500 like. Secondo me oggettivamente Gattuso non aveva fatto così male considerando il contesto che ha vissuto. Secondo voi quali sono state le vere ragioni dietro il cambio? Io non l'ho mai capito veramente. Vabbè, ormai lo sappiamo con certezza al 90%, Valerio. Io fonti dirette, poi abbiamo ricostruito. Valerio tra l'altro mi mandò un messaggio e mi mandò un video: ma tu l'hai vista questa cosa, di una cosa che era successa a fine partita? Ha detto no, indago, non parliamone perché è meglio, però vi possiamo assicurare che è molto diverso da quello che è stato raccontato, diciamo, per molti mesi da molte testate. Tanto ormai è passato. Il punto è che Spalletti l'anno prossimo è in scadenza. Non vi aspettate il campionato. Ecco, una cosa su cui non sono d'accordo, sulla bellissima puntata che avete fatto anche mercoledì, non credo che questo sia un campionato di transizione. Questo è il campionato migliore di Spalletti. Io mi aspetto l'anno prossimo che faccia peggio. Interessante. Sì, perché innanzitutto non parti sempre con 8 vittorie, poi devi cambiare tanti uomini e li devi amalgamare. Giuntoli deve essere pure bravo, che non ne sbaglia uno, però tu non è che tutti alla prima giornata furoreggiano incredibilmente. Gli altri si rafforzeranno. La Roma l'anno prossimo sarà una spina del fianco seria, e tu c'hai Roma, Milan, Juventus che si riprende, e Inter che stanno là, quindi la Roma prenderà il posto dell'Atalanta. Se vai in Champions sei in quarta fascia, quindi ti puoi beccare Real Madrid, non so, Liverpool seconda, Borussia Dortmund e Napoli. Usciamo in fretta dalla Champions, così ci possiamo concentrare sul campionato. Ciao Vale e Guido. Lucianone ha detto: se questo è il livello bisogna accettarlo. Cosa avrà voluto dire di preciso secondo voi? Tra l'altro vi anticipo che io ascolterò, non ho potuto ascoltare ancora domani analisi della partita e delle parole di Spalletti, sarà interessante. Guido. Tutte le ultime conferenze stampa, così come ci scherzavamo che forse perché ci siamo visti molto di meno, ragazzi, abbiamo fatto meno dirette, anticipavamo dei concetti, delle idee. Vabbè, prendiamo a ridere, non ho nessun senso di onnipotenza. Siete stati anche troppo generosi nei mesi a dire dovessi fare l'allenatore, ma io vorrei fare il direttore generale del Napoli, no? Per far funzionare tutti i comparti, perché Giuntoli è molto più bravo di quanto io potrò mai essere nella vita, sia chiaro, però mi piacerebbe proprio un ruolo che faccia funzionare tutti i reparti e progredire tutti i reparti, quindi non vorrò fare mai l'allenatore no, non mi sta piacendo, l'ho trovato sfuggente, ondivago, contraddittorio, non dir nulla, così mi sembra vuole scaricare sui ragazzi, nel senso la squadra è mediocre, io questo posso fare, non porta benefici. È quel fallimento che io vi dico prima, no? Perché poi verrà preso, detto, a me sta bene fare quarto a 77 punti, quarto anche a 76, perché quest'anno la quota gli altri hanno fatto peggio, però volevo vedere qualcosina in più in qualche voce, no? Anche per esempio nella gestione, che è peggiorata, no? È partita bene nelle conferenze stampa, è andata vero. Pronostico così su due piedi per Guido: quale sarà la classifica finale a suo avviso? Io poi ve la farò vedere perché è firmata e autentificata da un amico notaio, quindi se volete poi potete fidare o meno. Detto che è molto peggio di adesso, è molto facile perché tu è chiaro che metti l'Atalanta e sono un gran signore, non prenderò quella che Valerio però me la mandò, lo screenshot della griglia di una nota trasmissione, anche perché 2 su 4 mettevano la Lazio seconda. Forse anche per quello quell'amico laziale venne, ci sfetteva, voi non considerate. Io dissi ti voglio bene, io sarei contento se la Lazio vincesse il campionato, perché spiegai significa che si muovono le cose, ma non succederà. E lo dissi alla prima giornata, alla quarta, alla terza che aveva vinto quel partito. Quindi se aspettate, poi potete fidarmi o meno, ma figuriamoci. Io ve lo dissi, già da inizio, l'Inter vince, il Milan, pensavo che noi arrivassimo quarti, la Juve ci scavalcasse, quindi vedrò se poi addirittura
mi fa fare brutta figura, sarei contento, perché poi un terzo posto è prestigioso e significa anche dei soldi che la Lega ti dà. Quindi l'Atalanta la vedevo giù, perché la Roma e la Fiorentina, vedremo. Quindi per ora si sta rispettando questa cosa, l'unico switch è Juve-Napoli, Roma, Fiorentina, Lazio, Atalanta. Gli ultimi, l'avevo sempre detto, quelle saranno. Alla fine probabilmente il Cagliari la svanga per pochi punti. Potrebbe vincere le prossime partite della Salernitana, ma partite toste, quindi per poco. Partita molto in ritardo. Altra cosa che ho detto sia a Valerio in privato che voi, ho detto, se la volevano salvare non fai il passaggio di La società proprietà. all'ultima ora di Capodanno del 31, quando non fai manco il mercato. Il Napoli di Mazzarri, a proposito di Cagliari, era più mediocre di questo, eppure ha ottenuto un ottavo di Champions. Quei giocatori avevano voglia di stupire, di correre, di andare oltre i propri limiti tecnici. Era molto più basso il livello del calcio, perché non c'era nessuno, c'era il Napoli e basta, e non ha vinto lo scudetto. Poi lì a voler mettere dice, ma quel Napoli doveva solo vincere, perché era nulla. C'era un Milan che la stavano smantellando, perché Marina Berlusconi cominciò a dire al papà, a parte che dovevano pagare la multa per la maxi cosa Mondadori, ma quant'era un assegno, 750 milioni di euro, e quindi vendettero Kakà al Real Madrid 74 milioni di euro, e l'anno dopo Thiago, e si regalarono Ibrahimovic. La gente non se lo ricorda, ma la grande vendita. E Galliani cominciò a dire: dovete scordarvi ormai il grande Milan, perché adesso dovremmo fare i prestiti plusvalenti. Quindi noi abbiamo perso uno scudetto con un Milan che già era in smobilitazione, con una Juve di Conte mediocrissima, tutti quei vuoi che gli errori arbitrali eccetera, però c'eri tu contro te stesso. D'altronde ve lo feci vedere quando il Napoli è andato in Serie A con la Juventus, la differenza di fatturati e bilanci era minima, 42 milioni, e adesso è 380 milioni. Altra domanda che dovrebbero fare a De Laurentiis: siamo cresciuti troppo poco noi? Si poteva fare di più? Sì, no, se sì, perché? Se no, perché? Queste sono le domande che avrebbero fatte, senza condannare, senza offendere, senza cacci soldi, cioè per chiedere quali erano i margini che si poteva ottenere, si poteva incidere, perché chiaramente la forbice è andata sempre di più. E sapete perché è andata sempre di più, oltre per lo stadio? Perché tu investi, ottieni risultati sportivi, sponsor, chiaro, poi hanno anche aumentato i debiti, però è una filosofia che ti ha portato da quella parte. Anche come numero di dipendenti, la Juve ne aveva molti di meno. Quando io cito la Juve, Rita, non ti arrabbiare, perché noi andammo eccezionalmente in Serie A con la Juve, chi se lo doveva aspettare, quindi partimmo alla pari, no? Da neopromosse, tutto sommato diciamo in svantaggio rispetto alle milanesi, che invece erano rimaste in serie A, e la forbice è andata sempre più così, è banalizzato. Poi vi farò vedere i grafici anche economici per quanto riguarda l'impegno nel personale non addetto diciamo, al comparto sportivo, che nel Napoli è rimasto lo stesso, nella Juventus no, però quello produce fatturato. Quindi non l'area tecnica, massaggiatori, fisioterapisti, medici, con là. Perché una società investe? Nel Real Madrid c'è un universo. Io ho conosciuto persone che non sanno manco che cos'è il Real Madrid, lavorano come se fosse il lavoro alla posta, perché tutto quel lavoro, fanno il loro lavoro, fanno crescere quello che devono fare per crescere e tornano a casa, non se ne frega manco niente di caso, perché hanno migliaia di dipendenti. Vedete lo stadio che sta... ho detto, capisci, non andare dietro al Real Madrid perché non sei quel tipo di struttura, però tu sei rimasto così. È un po' più complesso, come dicevo, da analizzare. Però insomma, ho recuperato il commento di Guido su "è stata la mano di Dio", mi sa tanto che a livello di gioco ci siamo disuniti. E anche a livello di video Guido si è disunito, ma troppi problemi, ma riprenderò. Ho dovuto dare priorità alla live, per dire che non è a salvare, però è uno sfizio che va ripreso, anche perché ci sono tante persone carine come voi che seguono, e che tra l'altro mi spinsero a fare delle cose che non avrei mai fatto, tipo parlare un po' più di me, fare dei video un po' più personali con mio fratello che mi critica, la Sicilia che mi critica, dice: ma chi può interessare che tu racconti questa cosa?
E loro dicono, avete ragione, però poi ci sono degli amici bellini che sono carini. Però per esempio ci ho visto bene anche lì Drive My Car, quando nessuno in Italia citava Drive My Car, grazie agli amici bellini. Io faccio il video di fine anno che è pubblicato il 2, diciamo, i film che mi hanno più emozionato. Segnatevi questo titolo. Resta agli Ragazzi, atti. quanti film vincono l'Oscar come miglior film internazionale? 1. E non te l'hanno dato a te e ancora non ti danno l'Oscar, è una cosa che è inaccettabile. Io credo che lì andrebbe indagato, perché secondo me c'è una mafia su questa è la più grande ingiustizia della storia dell'umanità. Signore e signori, io ringrazio Guido Gentile, che trovate su YouTube, Guido Gentile piano sequenza, tantissimi video di approfondimento su cinema e non solo. Grazie mille Guido per la tua presenza, per le tue Grazie analisi, a voi, per la tua continuate così, continuiamo così con la buona educazione, la voglia di imparare, perché abbiamo, innanzitutto per il piacere di farlo, che è la cosa più importante, perché Valerio è bravo, e perché quello che è successo, voglio lasciarvi questo sorriso ricordando comunque di Spazzacamino, che sono importanti, ci porta a avere ancora di più un senso di responsabilità. Bene. Perché poi, pensate, io sono molto vecchio, guardate, non mi sono fatto la barba, è sempre tutta bianca. Valerio è un guagliuncello rispetto a me, ma Valerio è più vecchio di Mertens. Ricordiamo. Lo chiamano Ciro il Vecchio, quel noto sito. Figurati. Quindi noi dobbiamo essere saggi, ma non significa pesanti, nel senso saggi nella nostra leggerezza. Però quello che è successo, quel bellissimo messaggio come posso aiutare di Ghulam, che è commovente, ci fa capire la strada è giusta, ma ancora di più senso di responsabilità. Quindi la volgarità non solo non paga, almeno in questi contesti di qualità, ma la lasciamo da altre parti, perché poi non mette insieme, ragazzi, non mette insieme le persone, le emozioni, le gioie, le esperienze, mondi diversi. E questa è la cosa che faceva prima lo sport. E grazie a Valerio questa cosa, e non solo a Valerio, a tante persone, è successa e succederà ancora. Perché succederà ancora? Perché sarà così, ci saranno altre persone, anche tramite altri siti, altre cose che lo faranno. Questa è la strada che altri dovrebbero seguire, meno piatti rotti e più emozioni. Un saluto a tutti. Grazie mille Guido Gentile. Signore, io vi voglio bene, minuto di collera, 2 ore e mezza più o meno, non di collera ma di analisi, di commenti e di cose carine, ci sono tutti i vari buonanotte. A me fa piacere prendere questo messaggio perché non ho speso neanche una parola e quindi lo ricordiamo come uno dei giocatori anche iconici che è passato per il Napoli e che è scomparso troppo presto. Quindi un saluto a Freddy Rincon e vi rimando a domani. Quindi mi raccomando, canale Telegram in descrizione, ricordate che i bot che trovate, cose strane sui cripto che non conosco nemmeno così, non riguardano me, non sono responsabile di queste cose, ma domani ci sarà analisi tattica, ci sarà analisi parole di Spalletti, vediamo se ne varrà la pena e ci proiettiamo già verso l'Emboli perché sono tutte finali e sono tutte sorelle, sono tutti fratelli. Sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla fluido.net e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema. Ciao.